Buongiorno telespettatori di Tele4 e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Trieste in direct, con Sveglia Trieste, chiedo scusa, diciamo bene, che vi terrà compagnia fino alle 10. Le ospiti che saranno accanto a me sono Sara Vito, candidata alle elezioni europee per il Partito Democratico, e Sandra Savino, candidata alle elezioni europee per Forza Italia. Come sempre leggeremo il Piccolo, leggeremo il Corriere della Sera, rivedremo alcuni dei servizi che sono andati in onda ieri, ma anche daremo spazio alle vostre telefonate, 040 977 8910 è il numero, e alle vostre mail svegliatrieste@tele4.it è l'indirizzo di posta elettronica. Come sempre partiamo con la situazione del meteo, vediamo innanzitutto la situazione generale. Nei prossimi giorni l'anticiclone rimarrà consolidato sul mare Mediterraneo, mentre sulle Alpi in quota continueranno ad affluire correnti atlantiche in prevalenza occidentali che a tratti saranno instabili. Sul Friuli Venezia Giulia, nei bassi strati, permarranno masse d'aria piuttosto umida. Allora, per oggi su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulla zona montana cielo variabile, saranno possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili sulla zona montana e sull'alta pianura tra il pomeriggio e la sera. Localmente non si esclude qualche temporale di forte intensità, specie sulle prealpi, venti a regime di brezza. Per domani sulla costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulla pianura e sulla zona montana cielo in genere variabile. Nel pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili sull'alta pianura e sulla zona montana, e qualche temporale potrebbe essere anche forte, venti a regime di brezza. Andiamo anche su domenica. Sulla pianura e sulla zona montana cielo da variabile a nuvoloso, sulla costa da poco nuvoloso a variabile con vento moderato da sud o sud-ovest. Saranno probabili rovesci e temporali sparsi, specie dal pomeriggio, sulla zona montana e sulle zone più interne della pianura. Andiamo allora a vedere la prima pagina del Piccolo, subito sotto il titolo gli appelli dei leader, elezioni europee, gli appelli dei leader, l'Olanda ha già votato. Ci sarà anche un inserto con tutti i nomi e i candidati e le liste per quanto riguarda le elezioni dei sindaci. Un'intervista con il ministro Crosetto, l'Unione Europea conta nulla, correggeremo gli errori, e c'è anche un'intervista con la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, ora torniamo ad essere vicini ai lavoratori. Il Piccolo dà nota dei passaggi che caratterizzeranno la visita del Papa a Trieste il 7 di luglio e, sotto certi aspetti, l'ufficializzazione da parte della Sala Stampa Vaticana di quello che era già emerso un mese fa circa, quando proprio qui nell'auditorium del seminario vennero forniti più dati per quanto riguarda e la visita del Papa e anche la natura stessa delle settimane sociali, della settimana sociale dei cattolici in Italia. Tassi giù, effetto sui mutui è il titolo di apertura. Le novità estive, la linea 20 si estende da Muggia a Barcola, i miei occhi il debutto di Trieste Campus, e poi abbiamo l'appuntamento del venerdì con il professor Rovatti, la socialità che ci rende individui. C'è anche poi l'impresa bis di Trieste che lunedì potrà portare l'assalto alla Serie A. Trieste ha vinto in trasferta a gara 2. Poi c'è anche l'anniversario della morte di Enrico Berlinguer 40 anni fa. Andiamo alla prima pagina del Corriere della Sera, che è questa, la ingrandiamo per leggere un po' meglio. Allora, Italia del tennis brilla a Parigi, sotto il titolo c'è lo sport, finale per Paolini e il doppio, e poi Spalletti ha presentato l'elenco
degli atleti azzurri che saranno convocati, che sono convocati per gli europei. Allora, in 370 milioni alle urne per l'Europarlamento, i primi verdetti in Olanda, oggi si vota in Irlanda, domani anche in Lettonia, Malta e Slovacchia. In Repubblica Ceca le urne aperte oggi e domani, in Italia come sapete domani dalle 15 e domenica tutto il giorno. Negli altri paesi si voterà solo domenica. Taglio dei tassi dopo 5 anni, Giorgetti era ora scelta doverosa, la BCE riduce il costo del denaro dello 0,25%, da Biden a Mattarella e celebrazioni per lo sbarco in Normandia. E poi chiudiamo con la lettura, lo facciamo sempre perlomeno, del caffè di Gramellini. Allora, il problema principale dell'Europa è che non esiste, non ancora. Quando il fisioterapista cesenate Filippo Zanella è andato in Polonia per rintracciare Noemi, la sua bambina, forte di ben 2 sentenze del Tribunale dell'Aia che imponevano all'ex moglie polacca di restituirgliela, immaginava di dover combattere contro la famiglia della donna, non contro le istituzioni. Invece si è trovato davanti a un muro di silenzi ostili e a una polizia che ostacolava in ogni modo le sue ricerche. Non occorre essere genitori, scrive Gramellini, per immedesimarsi nella passione disperata con cui Filippo, dopo aver abbassato le saracinesche del suo ambulatorio in Romagna, si è messo a battere le strade della Polonia in cerca di Noemi, palmo a palmo e mese dopo mese, senza trovare nessuno che fosse disposto ad aiutarlo o quantomeno a solidarizzare con lui. Per i suoi interlocutori quel padre affranto non era un cittadino europeo che reclamava un diritto riconosciuto dalla giurisprudenza europea, era un italiano, cioè uno straniero, che voleva riportare una bimba polacca in Italia, cioè all'estero. Ma proprio quando Filippo cominciava a perdere le speranze, un messaggio anonimo gli ha segnalato il luogo ai confini con la Bielorussia in cui la figlia si trovava. Lui dice che a inviarglielo è stato l'angelo custode di Noemi, ma a me piace pensare che quell'angelo, capace di mettere le ragioni eterne dell'umanità davanti a quelle stantie del nazionalismo, sia semplicemente un cittadino polacco, cioè europeo. Boh. Allora, dunque, allora, c'è una signora che, vabbè, insomma, dice, molto spesso fa sorridere. Quando io conduco, noto che molto spesso seduto con una gamba sopra l'altra coscia si tiene la caviglia all'altezza della scarpa, parlando alterna le braccia sui poggioli della sedia e tenendosi pure il viso, poi abbraccia la cartella strettamente posizionata sulle cosce, gambe e piedi immobili sotto la sedia. Mi sembra davvero la ricerca di un punto di maggiore comfort. Sì, perché io non me ne rendo conto, però effettivamente può essere che sia anche una questione nervosa, insomma, però dice anche che forse non sono comode le nostre sedie. Allora vorrei chiedervi se potete fare un servizio, segnalare a qualcuno le condizioni dello skate park di San Giacomo. Da molto non viene eseguito lo sfalcio dell'erba, che è sempre più piena di spighe, che tra poco, quando si seccheranno, diventeranno forasacchi, un incubo per i cani, e questo è un problema effettivamente non da poco. Allora, cominciamo a leggere le pagine interne dei quotidiani. Partiamo dal piccolo: la BCE taglia i tassi, sull'inflazione la guardia resta alta, Francoforte avvia l'allentamento, riduzione pari a 1/4 punto, opportuno moderare il grado di restrizione della politica monetaria. Andiamo ancora avanti, eccolo qua. Adesso qui ci sono i primi risultati delle elezioni in Olanda, perché si è già votato, ci sono degli exit poll logicamente. Gli exit poll del primo paese alle urne per l'Eurocamera sconfessano tutti i sondaggi. 7 seggi al Partito per la Libertà. In Olanda l'ultradestra non sfonda, Wilders è dietro a laburisti e verdi.
Noi olandesi vogliamo meno immigrazione, vogliamo inasprire le regole e le politiche sull'asilo. Qui ci sono poi anche le grandi tornate elettorali del 2024. Rivediamole un attimo quelle che ancora mancano. Allora, in giugno si vota in Belgio il 9 di giugno e in Iran il 28 di giugno. In Venezuela si vota a luglio, in Romania, in Germania e in Croazia si vota a settembre, in Brasile, in Uruguay e in Tunisia si vota in ottobre, negli Stati Uniti si vota il 5 di novembre. Mi pare che si voti anche in Gran Bretagna, ma probabilmente non è stata ancora scelta la data. Del resto gli inglesi in questo sono molto pratici, non è che aspettano mesi, decidono e si vota in tempi relativamente brevi rispetto alla convocazione, diciamo così, dei collegi elettorali. Campagna rush finale tra piazze ospitate in TV. Dunque, diamo conto anche di tutto ciò. Gli elettori italiani sono 51.198.828, 46 milioni dei quali votano in Italia, 3 milioni residenti negli stati extra Unione Europea e 1.600.000 quelli che sono residenti nell'Unione Europea e votano nelle sezioni italiane istituite negli altri Stati membri. Allora, i seggi da assegnare all'Italia all'Europarlamento sono 76, il numero delle liste è 15. Gli uomini sono 430, i candidati uomini sono 434, le donne sono 433. Il comune che ha più elettori è Roma con 2.315.106 elettori, quello più piccolo è in provincia di Lecco, è un paese che si chiama Morterone e ne ha 29. Non ha senso poi vedere gli altri dati. Andiamo ancora avanti, ci sono sempre delle interviste. C'è una con Q, però c'è questa con Crosetto, nano, poi è molto dura, nano politico e militare, l'Europa cambi passo e punti sull'innovazione, dice il ministro della difesa. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, recuperiamo la lezione di Berlinguer tornando ad essere vicini ai lavoratori. Oggi sarà a Padova, nell'anniversario della scomparsa appunto di Berlinguer. Su temi come sanità, lavoro e diritti possiamo costruire una coalizione alternativa alle destre. Vediamo se, ecco, la pagina, diciamo, della politica, le pagine dedicate dal piccolo alla politica europea, le elezioni sono concluse, possiamo andare al Corriere della Sera, vediamo come prosegue anche il Corriere della Sera dedica la pagina successiva alla prima al taglio dei tassi della BCE. Scuola ONU colpita, Medio Oriente in fiamme, scontro sul raid, l'allarme del governo statunitense per il Libano, donne e bambini tra i 40 morti, la replica solo miliziani, ucciso un soldato italo-israeliano. Allora, George Clooney alla Casa Bianca, sì, ha chiamato la Casa Bianca per lamentarsi delle critiche del Presidente in merito all'azione della Corte Penale Internazionale su Israele. L'attore si è detto preoccupato per le parole di Biden sui mandati di arresto contro Netanyahu e Gallant. Ancora, a nord rischi enormi, lo stop a Gaza potrebbe liberare armi e risorse. L'analista O'Kayem si gioca col fuoco. Andiamo ancora avanti, a che punto è la tregua
sempre per quanto riguarda Hamas. Dopo 8 mesi di conflitto e migliaia di morti, le parti non riescono a trovare un'intesa, manca la fiducia, i leader di Hamas e Israele hanno più problemi che soluzioni. Non giratevi dall'altra parte, l'appello di Meloni agli indecisi. Qui siamo di nuovo le elezioni europee. Vediamo anche, torniamo un attimo indietro perché può essere utile per i nostri telespettatori. Allora, gli orari e tutto. Si vota domani dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23 nelle 5 circoscrizioni. Si vota con il proporzionale, lo sbarramento è del 4%. Si può esprimere la propria scelta barrando il simbolo della lista, ma anche esprimendo fino a 3 preferenze. In caso di scelta multipla, i candidati dovranno essere di sesso diverso. Non è previsto il voto disgiunto. C'è un'intervista a Matteo Salvini, un voto in più delle politiche e Vannacci sarà sul podio. Schlein attacca sugli alluvionati, dal governo vergognoso ricatto. C'è un video dai domiciliari di Ilaria Salis. Vediamo. I chilometri di strada per ancorare i Dem a sinistra, la capolista e i militanti lombardi, no a chi usa le parole ONG, pace e disuguaglianza, i chilometri di strada appunto per ancorare la sinistra. Andiamo, la prima sindaca a Firenze, oppure il PD dovrà cedere la Roccaforte al centrodestra, 10 in corsa, la Dem Funaro contro Schmidt e la renziana Saccardi. In corsa ci sono, questi sono i più papabili: Sara Funaro del centro-sinistra, Eike Schmidt del centrodestra e Stefania Saccardi del centro. Allora, vediamo di chiudere anche con il Corriere della Sera la pagina riguardo la politica. Social card 40 euro in più, i fragili nostra priorità, l'opposizione all'attacco, elemosina elettorale. Anche il Corriere della Sera dà conto con una scheda dell'Europa al voto. Può essere interessante questo, per esempio i seggi che spettano ai paesi. Quello che ne ha di più è la Germania con 96, si deve leggere qua, poi la Francia con 81 e l'Italia con 76, la Spagna 61, la Polonia 53, la Romania 33, i Paesi Bassi 31, Belgio 22, Repubblica Ceca, Svezia, Grecia e Portogallo e Ungheria 21, Austria 20 e poi a scendere, per esempio la Danimarca ne ha 15, sto guardando, l'Irlanda ne ha 14, Croazia 12, Slovenia 9, quelli che ne esprimono meno sono Cipro, Lussemburgo e Malta con 6 seggi. Totale sono 720, quindi sono 15 in più rispetto alla precedente tornata elettorale. E questo è l'altro grande tema. I capi di Stato e lo spirito del D-Day, Macron, jet e istruttori per l'Ucraina, applausi a Zelensky e commozione per i veterani, oggi dobbiamo essere degni di loro. Biden con Spielberg e Tom Hanks, non possiamo capitolare davanti ai tiranni. Il re del Regno Unito è con un veterano in questa foto. Vediamo lo slalom del G7 fra Trump e Orban per finanziare Kiev con i fondi russi. Se vedete, insomma, non c'è solo una pagina dedicata
all'anniversario dello sbarco in Normandia, ma siamo collegati con la sala operativa della Polizia Locale. Sentiamo chi è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno, l'assistente scelto Marco Cernecca. Buongiorno A lei e a tutti i telespettatori. Allora, intanto spero che di notte sia stato tutto tranquillo. Sì, una Okay. nottata tranquilla, solo interventi di routine e prettamente del codice della strada, per cui qualche passo carraio e cose del genere. Abbiamo avuto una segnalazione un'ora fa di un incidente sulla via di Servola che hanno effettuato, diciamo, come rilievi i colleghi dell'Arma dei Carabinieri. Però il traffico adesso, diciamo, è nella normalità, per cui il transito è ripristinato e la rete attualmente viaria del comune non è abbastanza libera, diciamo, si sta pian piano intensificando sulle strade, sulle vie di scorrimento, ma insomma nella normalità. Tra l'altro questo è anche l'ultimo giorno delle scuole, per cui dalla prossima settimana ci sarà una relativa maggiore tranquillità nelle ore, diciamo, scolasticamente di punta. Sì, esatto, quindi diciamo che ci saranno solo i normali transiti lavorativi e andando verso la stagione estiva prettamente, diciamo, più che altro anche con veicoli a due ruote, dato che Trieste è abbastanza... ci sono vari veicoli a due ruote, eccolo, è abbastanza diffuso l'uso di questo mezzo. Ricordo che oggi sulle rive ci saranno i segnali, ci sarà l'arrivo della nave, per cui saranno presenti i segnali di divieto di sosta e fermata con rimozione che inizia dalle ore 12. Per cui fino alle 12 la sosta chiaramente sarà consentita e dopo ci saranno le varie rimozioni attuate dalle nostre pattuglie. E sulla rete raccordo autostradale ricordo che ci sono varie chiusure e iniziamo con la rampa di accesso, anzi la rampa di Fernetti verso Venezia, in cui il traffico è deviato verso Trieste centro con l'uscita a Trebicciano per tornare sulla SR TS 35, che è l'ex provinciale 35, per riprendere di nuovo il raccordo autostradale a Prosecco. Analogamente, sempre sul tratto in direzione Venezia, abbiamo la chiusura della corsia di marcia e la corsia di emergenza tra il chilometro 16,500 e 16,200, e quindi i veicoli viaggiano in corsia unica su quella di sorpasso. Ci sono ancora, dovrebbero esserci, perché sono iniziati il 6 con la durata di un paio di giorni, dei lavori per la rete telefonia che interessano la zona di Strada Vecchia dell'Istria, via Fianona, via dell'Istria, via Salata, e comportano dei restringimenti della carreggiata. In ultimo segnalo che sulla statale 14 in località Pesec, a causa appunto sempre di lavori sulla sede stradale, è previsto un senso unico alternato tra il chilometro 167 più 150 e 167 più 740. Non sono previste oggi manifestazioni o quant'altro, per cui non avrei null'altro da segnalarvi. Ok, allora io la ringrazio molto. Se dovessero esserci, diciamo, delle necessità di contattarci per comunicare qualche cosa, speriamo di no, perché di solito vorrebbe dire che c'è qualche problema, noi siamo a disposizione, altrimenti l'appuntamento con la sala operativa della Polizia Locale è per il telegiornale delle 13:20. Grazie Cernecca, buona giornata e buon lavoro. Grazie, buona giornata anche a lei e a tutti i telespettatori. Salve. Grazie ancora. Allora, già che ci siamo, abbiamo parlato
accennato l'assistente Cernecca, la prossima settimana non ci sono le scuole, quindi iniziano anche gli orari estivi degli autobus. C'è una grossa novità per quanto riguarda la linea 20, perché da domenica, quindi, il percorso sarà prolungato fino a Piazzale 11 settembre e questo andrà avanti per tutta la durata dell'orario estivo. Possiamo vedere il servizio. Abbiamo pensato a una nuova, in parte anche rivoluzionario sistema di trasporto pubblico. La linea 20 adesso servirà per unire la parte est della città, quindi Muggia, fino alla parte ovest, fino a Barcola Bovedo. Da Muggia a Barcola passando per Portovivo. Parte domenica 9 giugno la novità estiva della linea 20 di Trieste Trasporti, che con più di 70 partenze e altrettanti arrivi quotidiani andrà a incrementare notevolmente i collegamenti via bus con il lungomare barcolano, aggiungendosi alle tradizionali corse potenziate delle linee 6 e 36. È l'idea di una linea ad alta capacità, ad alta frequenza, con passaggi che arriveranno, non oggi evidentemente, ma arriveranno a 5-7 minuti massimo, con magari autobus doppi per portare un sacco di gente, una sorta di metropolitana di superficie. Il percorso completo dura circa 40 minuti e la frequenza dei collegamenti con Muggia rimane invariata. La novità è in vigore fino all'8 settembre e il prolungamento all'interno del Porto Vecchio confermata al centro congressi e il capolinea a Barcola in piazzale 11 settembre. In largo Città di Santos, di fronte ai portali d'ingresso di Portovivo, ci sarà una nuova fermata di transito per i bus provenienti da Barcola, mentre per gli arrivi da Muggia la fermata rimane quella consueta. Stiamo lavorando per fare in modo che questi mezzi siano elettrici, interamente elettrici, e l'obiettivo quindi è quello di una piccola rivoluzione della mobilità cittadina. Allora, c'è una mail su questo, dice il signor Piero: la 20 fino a Barcola non mi pare sia una grande idea. Gli abitanti di Borgo San Sergio e a molti delle zone circostanti non interessa tanto andare al bagno a Barcola quanto andarci a Muggia. Sarebbe stato molto meglio far fare alla 20 il percorso della 21, almeno in zona Borgo, facilitando le mamme con bambini e carrozzine e gli anziani, eliminando il problema dell'attraversamento in via Flavia. Il signor Piero è una persona che scrive molto, molto spesso. Non ho capito che cosa intende quando scrive sarebbe stato molto meglio far fare alla 20 il percorso della 21 almeno in zona Borgo. Ah, forse ho capito, sì. Sì, forse ho capito, ma se scrive, visto che è una persona che collabora, nel senso, può eventualmente specificare, così abbiamo di che discutere. Laddove invece un'altra mail segnala, adesso l'ho vista prima, una villetta in stato di abbandono in via Leone Fortis al numero 16. Credo che la via Fortis, se non mi sbaglio, sia una trasversale scendendo per via Navali, dopo l'incrocio con via Besenghi si scende per via Navali, è una trasversale a sinistra, credo, non vorrei sbagliare, ma anche qui, se la persona che ci ha mandato la mail vuole essere così gentile da specificare, nel caso avessi sbagliato. Dice allora, questa villetta si trova soprattutto c'è un muro pericoloso e chiede anche il taglio dell'erba, ormai tutto è una foresta pieno di zanzare, topi, eccetera. Chissà se quest'anno Trieste Trasporti ha intenzione di stampare gli orari dei bus, sarebbe veramente prezioso, soprattutto per quelli che non hanno dimestichezza con il cellulare. Di solito il piccolo, quando scatta l'orario estivo degli autobus, regala c'è un inserto cartaceo, quindi basterebbe aspettare, secondo me, tipo domenica è facile che sia a disposizione. Torniamo al piccolo, soltanto per far vedere la pagina che il piccolo dedica alla questione medio orientale. Raid su una scuola dell'Urva
a Gaza, un sito di Hamas con terroristi. Nell'attacco si contano almeno 40 morti fra palestinesi sfollati, i feriti sarebbero 74, fra cui 23 bambini e 18 donne. Siamo arrivati muore un italo-israeliano colpito da Hezbollah. Il ministro degli esteri annuncia il decesso del riservista, si chiamava Rafael Kauders, il riservista ucciso dalle milizie di Hezbollah. Finiamo la pagina estera. Kiev può usare le armi al confine, il via libera di Biden allarma Mosca. Macron decorre i reduci, un'ovazione per Zelensky. Andiamo in pubblicità, poi torniamo. Allora, rientriamo in studio, torniamo al Piccolo. Il Piccolo dedica una pagina alla visita di Papa Francesco a Trieste, ce ne siamo occupati anche noi, sono stati semplicemente confermati i dati che erano stati in qualche modo anticipati un mese fa per quanto concerne appunto la presenza del Papa a Trieste, che chiuderà la settimana sociale dei cattolici in Italia. Vediamo allora come sarà strutturata la presenza di Papa Francesco in città il 7 di luglio, quindi tra un mese esatto. Sono 3 i discorsi, compresi l'omelia della Messa e l'Angelus, che Papa Francesco pronuncerà nel corso della sua visita pastorale a Trieste, in calendario domenica 7 luglio, a chiusura della 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia, dal 3 al 7 luglio. Secondo il programma diffuso oggi dalla Sala Stampa Vaticana, il Pontefice decollerà in elicottero alle 6:30 dall'Eliporto Vaticano per atterrare alle 8 al Centro Congressi Generali Convention Center, dove sarà accolto dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, da Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente del comitato organizzatore delle settimane sociali, dal vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi, dal presidente della regione Massimiliano Fedriga, dal prefetto Pietro Signorello, dal sindaco di Piazza e da Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali. Alle 8:30 all'interno del centro congressi il Papa incontrerà i partecipanti alla settimana sociale e dopo il saluto del cardinal Zuppi e l'introduzione di Monsignor Renna pronuncerà il suo discorso. Alle 9:15, al termine del discorso, mentre i congressisti si trasferiranno a Piazza Unità, il Pontefice incontrerà brevemente alcuni gruppi distinti, rappresentanti ecumenici, mondo accademico, migranti e disabili. Alle 10 Papa Francesco partirà dal centro congressi in autoscoperta per arrivare in Piazza Unità d'Italia, dove alle 10:30 presiederà la Santa Messa. Prima della benedizione conclusiva, previsto il saluto del vescovo Monsignor Trevisi. Il decollo dal Molo Audace è quindi previsto per le 12:30, con atterraggio all'Eliporto Vaticano alle 14. Allora, il telespettatore che ci aveva segnalato, vi chiedo scusa, la situazione di Via Fortis ci ha inviato delle immagini che adesso vediamo. E cosa volevo dire? Sì, la Via Fortis è appunto una trasversale di via, come si chiama? Di via Navali. Questa è l'immagine, praticamente dice il telespettatore che manco si vede più la facciata della casa, che credo sia questo deve essere il camino. Qui si scorge un attimo il tetto. Nella seconda immagine dovrebbe essere questa zona qua. Questa è appunto la situazione, questo è il muro e questa è la vegetazione, sta specie di savana che cresce attorno a quella villetta. E adesso invece c'è anche il signor Piero, probabilmente ci specifica, eccolo qua. Allora, dice: se la Venti facesse il giro di Borgo San Sergio, almeno nel percorso verso Muggia,
il tempo di percorrenza ed il chilometraggio aumenterebbero, mentre l'utenza giunta in zona stazione centrale potrebbe continuare ad usufruire delle linee d'autobus già preposte al trasporto verso Barcola, magari potenziando quest'ultime. Un caso di traffico estivo poi si rischierebbe di trovare un trenino di bus accumulati da ritardi conseguenti al traffico stesso. Concludo specificando che sono un autista di bus e camion, anche se nel settore privato, quindi con un minimo di esperienza nel settore. Grazie nuovamente per l'attenzione. Io insomma ringrazio il signor Piero, che ripeto è una persona che scrive molto spesso e non trascende mai, quindi però c'è una cosa, cioè se ho capito bene anche il signor Piero dice sarebbe il caso che la 20 percorresse facesse il giro interno di Borgo San Sergio e poi andasse verso Muggia, in modo che chi volesse da Borgo San Sergio andare a Muggia, al mare eccetera, avrebbe la possibilità di un servizio più capillare all'interno del borgo. Allora, se non c'è, se ho capito bene, non occorre proseguire, ma insomma ringrazio ancora il signor Piero per il contributo. Allora, torniamo al Corriere della Sera. Sbaglia chi parla di armi usate per colpire la Russia. In Italia su questioni serie c'è troppa superficialità, dice Crosetto in un'intervista anche al Corriere della Sera. Violenta in auto una studentessa, era stato in cella 6 anni per stupro. Roma, anche l'aggressione del 2015 fu l'8 maggio, ipotesi serialità, il GIP gli dà i domiciliari. Simone Borghese, 39enne, negli ultimi 2 casi ha agito nella stessa data, l'8 maggio, ipotesi è che possa essere uno stupratore seriale. È stato arrestato per violenza sessuale aggravata per aver abusato di una 22enne. L'uomo aveva stuprato una donna di 43 anni l'8 maggio del 2015 per quella violenza. È stato condannato ed ha scontato 7 anni di carcere, tornando in libertà il 10 novembre 2021. L'ultima vittima è stata fatta salire in auto con l'inganno e poi portata in una strada isolata dove è avvenuta la violenza. Nel 2022 Borghese è stato condannato a 2 anni e 10 mesi con l'accusa di molestie sessuali su una 17enne all'interno di un ascensore a Roma nel giugno del 2014. Voleva indicazioni stradali, così sono caduta in trappola, ragazze dovete denunciare. Valeria Costantini ha intervistato la vittima di questo Simone Borghese. Ancora cronaca, il telefono ripescato va ancora. La verità da sms, foto e telefonate era nella borsetta di una delle 20enni annegate nel Natisone. Anche il Piccolo si occupa di questo, nella pagina immediatamente successiva a quella dedicata alla visita del Papa. Il vigile del fuoco a nuoto e la salvezza a pochi metri, in un video l'ultimo disperato tentativo compiuto per soccorrere i 3 giovani intrappolati nelle acque del Natisone. Patrizia ha chiesto aiuto per 20 minuti, 7° giorno di ricerche per Christian, poi il Piccolo completa la pagina della cronaca, appunto Roma ha catturato il violentatore seriale dell'8 maggio, trova in Polonia la figlia dopo 3 anni di ricerche, ciò di cui si occupava Gramellini, manoscritto su Bernini, trafugato in Vaticano, il responsabile è in carcere. Poi il giallo di Rimini, vi ricordate, lo scorso 3 ottobre è stata uccisa una donna anziana, è indagato il suo vicino. Istria Quarnero Dalmazia, barato a Cittanova il primo catamarano a propulsione solare costruito in Croazia, sarebbe questo. Che brutto. Circolazione limitata al centro storico, sempre a Cittanova. Pagina economica la saltiamo, così arriviamo alle pagine dei commenti, quando con la socialità perdiamo noi stessi, e poi se bastassero i geni di un campione.
E qui è la pagina di Trieste che apre appunto con l'allungamento della linea 20. Ieri c'è stato anche un altro importante appuntamento, è stato inaugurato il Trieste Campus di Via Locchi, un centro sportivo che include spazi per molteplici discipline, ma anche un luogo dove sarà possibile studiare e trascorrere il proprio tempo libero. Il taglio del nastro ha sancito la fine lavori, le attività e i servizi saranno fruibili verso fine mese. Con il taglio del nastro dell'Olimpionica di Fioretto Margherita Grambassi, il Trieste Campus apre ufficialmente le porte alla città. Un'inaugurazione in grande stile, molto partecipata, circa 200 i presenti, fra autorità, lo staff che prenderà servizio e tanti sportivi, tutti incuriositi ed affascinati dalla realizzazione dell'impianto. La struttura si compone di una palestra per le attività di training, una sala corsi per le diverse discipline a corpo libero, una sala scherma e una dedicata al karate. All'esterno, il tetto del parcheggio sottostante è stato trasformato in un campo da tennis, ci sono 3 campi da padel, uno di pickleball e un playground per sport di squadra come pallacanestro e pallavolo. All'impianto, che vedrà protagoniste Pallanuoto Trieste, Unione Sportiva Triestina Nuoto, Fiamma Karate, San Giusto Scherma, Tennis Events, Scout Amis e Calicanto, si aggiungerà la storica palestra per la pallacanestro e la pallavolo di Via Locchi, che Trieste Campus ristrutturerà, sempre in partnership con il Comune, nei prossimi mesi, riattivando anche una storica tribuna, completando così anche il secondo lotto del progetto. Quello che doveva essere un traguardo oggi poi alla fine è diventato l'inizio di un ulteriore percorso che tra l'altro potrà dare ancora di più in generale alla città Trieste, ma soprattutto ai giovani e all'intera regione Friuli-Venezia Giulia. Vedrete i prossimi passaggi, io spero qualcuno di farne già entro quest'anno, ma sicuramente dal 25 al 26 ci ritroveremo di nuovo per momenti come questo. Il campus dispone di aree dedicate allo studio, a corsi e attività di doposcuola che permetteranno ai giovani di avere spazi per sviluppare le proprie competenze. La cosa bella è che poi durante anche l'anno ci sarà la possibilità di mandare i ragazzi e le ragazze a fare attività sportiva e ci sarà anche l'attività di tutoraggio per il doposcuola. Quindi in realtà sarà, penso, l'unica esperienza a livello provinciale che raggruppi tutto, cioè il doposcuola dei ragazzi fatta dalla parte sportiva e dalla parte di studio. Quindi devo fare i complimenti a chi ha creduto in questa iniziativa e sono convinto che vedrà anche nuovi sviluppi in futuro. Nel pomeriggio le porte di Trieste Campus si sono aperte, permettendo una prima visita da parte dei cittadini. L'apertura vera e propria della struttura con l'attivazione di tutti i servizi è attesa entro la fine di giugno. A brevissimo usciremo su Instagram e tutti i vari social su tutte le informazioni. Da oggi sul sito web sono disponibili i nostri listini prezzi e vi aspettiamo a Trieste Campus. Allora abbiamo una mail che gireremo poi alle nostre ospiti. I politici che vogliono fare parte del Parlamento europeo si meritano il voto degli europei, visto che parlano solo di inviare armi all'Ucraina, mai sentito dire che si faccia una trattativa per la pace. Questo è insomma, corretta come osservazione, questa seconda. Non vorrei aver perso tutto. No. Andiamo avanti con il Corriere della Sera. Ragazze trofeo, 6 in condotta agli autori della lista, previsto anche il volontariato. Allora, lunedì al Liceo Visconti di Roma sulla porta di una classe è stata affissa una lista di studentesse trofeo. Per gli autori dell'elenco ci sarà il 6 in condotta, dovranno anche fare 6 giorni di volontariato con il telefono rosa. Per Anna Paola Sabatini, direttrice dell'ufficio scolastico del Lazio, si tratta di un fatto grave. Non capisco che cosa significa il 6 in condotta. Eccolo qua. La presa della posizione è stata forte e chiara. Bene andata agli studenti, considerando che se fosse già entrata in vigore la norma anti-bulli varata dal ministro dell'istruzione Valditara, quel 6 in condotta equivaleva a bocciatura certa. 24 ore dopo, dallo stesso collettivo Visconti in Rosa, arriva una nota di precisazione che ridimensiona l'accaduto. Si tratta di rapporti personali travisati, amplificati, senza alcun rispetto per la verità e la privacy degli individui coinvolti, in azioni che ledono la reputazione e il buon nome
della scuola. Gli studenti minimizzano, non si trattava proprio di rapporti sessuali, ma di baci ed effusioni avvenuti anche anni fa, quando i protagonisti erano piccoli. È stato tutto ingigantito. Vabbè. Allora, Pierina uccisa in casa, la svolta dopo 8 mesi, indagato il vicino, la cameriera sparita dopo il turno di lavoro, è stato un omicidio. La scelta di Chiara Ferragni, la madre entra nella gestione, i poteri di Marina di Guardo formalizzati da un notaio, ingresso nella Oldie Sisterhood. Vabbè, cioè il manoscritto sparito, la trappola del cardinale, un arresto in Vaticano, un ex dipendente voleva rivenderlo, i timori della famiglia. Il 27 maggio un ex dipendente della fabbrica di San Pietro è stato arrestato con l'accusa di estorsione e ricettazione. Secondo l'accusa avrebbe provato a rivendere un antico documento precedentemente trafugato attribuito agli allievi di Gian Lorenzo Berlini. La trappola è stata tesa dal cardinale Gambetti, che ha finto di essere interessato all'acquisto pagando 120.000 euro. Il manoscritto, il documento risalente al 1633, è opera degli allievi di Gian Lorenzo Berlini, 36 fogli contenenti anche 49 disegni, una sorta di capitolato tecnico relativo all'oro necessario per decorare il celebre baldacchino a San Pietro. Pellegrini e le accuse di stalking, tutto falso, i PM indagano la escort e Fabrizio Corona. Ancora, vediamo. Adesso Trieste sarà d'accordo con la creazione di Trieste Campus, di solito loro sono contrari a queste iniziative. Dunque, eravamo sempre al Corriere della Sera, proseguiamo, vediamo dove ci porta la lettura. C'è un'intervista a Michelangelo Pistoletto. Mi sveglio alle 5 del mattino, scrivo pizzini a mia moglie, comprai la Venere degli Stracci in un bazar di statue da giardino. Allora, torniamo al piccolo, prima pagina di Trieste, abbiamo visto la linea 20 si allunga. Ballo e musica al magazzino 27, spopola il servizio della Movida, dopo 19 serate a Nubi e Centro Congressi annunciano il bis in autunno, ora 2 date a San Giusto con l'attesa per lo show di Cristina D'Avena. Il rinnovo dei municipi, abbiamo detto, ci sono tutte quante le schede, anche piuttosto corposo è questo supplemento. Gli amanti della notte scelgono l'autobus, richieste da record e 28 nuove fermate. Questo riguarda il servizio notturno, che quindi è un ottimo successo. Il Rossetti e la stagione record, superati i 204.000 spettatori. Vediamo allora il servizio che è andato in onda ieri. C'è stata appunto una conferenza stampa dove si è fatto il punto sulla stagione appena conclusa. Il numero degli spettatori della stagione 2023-2024 del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia supera quello degli abitanti di Trieste. Il dato, diciamolo subito, è certamente disomogeneo, però ammettiamo anche questo, fa un certo effetto. Sono state infatti 204.282 le persone che hanno affollato la Sala Assicurazioni Generali e la Sala Bartoli del Politeama Rossetti. Se il 55% degli spettatori arriva dall'area di Trieste, della provincia di Trieste, il 45% arriva da fuori Trieste e il 15% dall'estero. Sono numeri veramente molto importanti tenendo conto dei numeri assoluti che il teatro è in grado di generare. I dati sono stati presentati non senza un'evidente soddisfazione dai vertici dello stabile. L'incasso è stato di 5.573.884 euro, poco meno di 1 milione in più rispetto al dato della scorsa stagione. L'incasso dagli abbonamenti ha segnato un incremento del 62,3% rispetto alla stagione
stagione precedente. Ancora, il bilancio 2023 si è chiuso a 11 milioni di euro di ricavi. Nel 2019, ultimo anno prima della pandemia, esso si attestava sui 6 milioni e 600 mila euro. L'età media del pubblico è scesa dai 55 anni della stagione 2018-2019 ai 43 della stagione appena conclusa. Numerosi spettacoli hanno registrato il sold out, media di occupazioni posti in crescita del 10%. Un ulteriore dato, rispetto alla stagione 2017-2018, l'incremento degli spettatori è stato del 170%. Gli spettacoli più visti, ovviamente The Phantom of the Opera, la versione in lingua italiana di Cats, La coscienza di Zeno, Six, Boomers di Marco Paolini e Tutorial degli Oblivion. La coscienza di Zeno, fra l'altro, con 6.000 spettatori, tocca il dato più alto degli ultimi 10 anni per quanto concerne uno spettacolo di prosa e guida alla grande la pattuglia di produzioni proprie dello stabile che hanno ottenuto successi più che lusinghieri anche in tournée. Il grande lavoro che stiamo facendo e vogliamo fare è un percorso di educazione al pubblico, quindi i numeri sono importanti, ma ancora più importante è la grande qualità delle nostre 20 produzioni nazionali e internazionali, il grandissimo lavoro fatto nelle scuole, con l'università qui a Trieste, e questo ci riempie di gioia perché davvero il nostro obiettivo è questo, lavorare insieme a Trieste con moltissime istituzioni del territorio per costruire un nuovo appassionato pubblico. E non finisce qui, fra qualche settimana sarà presentato il nuovo cartellone, laddove manca davvero poco all'impegno estivo a Miramare per un teatro che di fatto il sipario non lo abbassa mai. Ritorniamo alla lettura del Piccolo, ci avviamo verso le pagine dei commenti. Piazza e zona pedonale per allargare gli spazi, dialogo con il comune, il Rossetti sta pensando appunto a cosa fare, diciamo pure, degli spazi sia davanti a Largo Gaber che eventualmente anche della scalinata, chiedo scusa, in via Streller. In via Locchi inaugurato Trieste Campus, complesso sportivo a servizio della città. Dall'America al Burlo per ritrovare il medico che salvò Nathan ed aiutare altri bambini. Il figlio fu operato appena nato per una rara malformazione congenita. Dopo 16 anni i Gribble tornano a Trieste e fanno una donazione ad ABC Burlo, l'associazione che dal 2005 è a fianco delle famiglie dei piccoli pazienti. Altra grana per i topolini, manca un vano infermeria, uno dei 2 spazi destinati al pronto soccorso reso inagibile dalle mareggiate, stoppa la balneazione già interdetta per l'assenza di bagnini fino al suo ripristino. A Muggia l'ex pescheria torna a nuova vita, apre la cicchetteria, possiamo allora far vedere, eccolo, fermo, possiamo far vedere il servizio che abbiamo realizzato ieri, può partire. Diventa una cicchetteria l'ex pescheria comunale di Muggia affacciata sul Mandracchio. Il locale, dopo un iter di ristrutturazione piuttosto lungo, legato anche alle disposizioni indicate dalla soprintendenza, riaprirà al pubblico domani. Nel pomeriggio odierno la reinaugurazione. L'immobile è stato totalmente rinnovato. Tutto era iniziato oltre 4 anni fa, quando il comune di Muggia aveva predisposto un'indagine esplorativa per acquisire le eventuali manifestazioni di interesse, alla quale aveva partecipato un solo soggetto che nel momento in cui avrebbe dovuto concretizzare la propria proposta enogastronomica non si è fatto più sentire. Nel 2022 la nuova amministrazione decide di procedere nuovamente per reperire altre manifestazioni di interesse. L'imprenditore che ottiene l'ok, Henry De Marco, muggesano, si muove in tempi rapidi, ma tutto si è concluso appunto pochi mesi fa con il benestare definitivo della soprintendenza. Nel locale sono state mantenute le volumetrie esistenti e ripristinate alcune parti considerate storiche. La progettazione è stata portata avanti dall'architetto Chessa. Il locale punterà soprattutto sulla valorizzazione di prodotti locali, vino, olio e naturalmente pesce.
Proseguiamo con il piccolo, arriviamo fino alle pagine di cultura e commenti. Qui siamo appunto nella pagina verifica sul torrente, acquedotto e regata, ecco i divieti del traffico perché c'è anche una gara. Eccoci qua. Allora, questa è la pagina delle lettere, andiamo ancora avanti, arriviamo alla cultura. Berlinguer, in piazza un dramma italiano, il comizio, il malore, l'inizio della fine, l'ultimo appello, quindi c'è la ricostruzione dell'ultimo giorno di vita del segretario del Partito Comunista. In questa foto vedete il presidente Pertini che vegliò addirittura Berlinguer in ospedale. Questa è una foto dei funerali. Insomma, è una doppia pagina dedicata a un personaggio che forse manca, diciamo così. Direi che con questo possiamo chiudere la lettura dei quotidiani, del resto è orario di pagina pubblicitaria. Subito dopo avremo con noi la prima delle nostre ospiti, Sara Vito, che è candidata alle elezioni europee per il Partito Democratico. Allora, eccoci pronti per un altro segmento di questa puntata di Sveglia Trieste. Come annunciato è con noi Sara Vito, che è candidata alle elezioni europee per il Partito Democratico. Buongiorno, grazie per essere tornata nei nostri studi. Io ricordo il numero di telefono a cui intervenire, 040 977 8910, svegliatrieste@tele4.it e invece l'indirizzo di posta elettronica. Avevamo già, dottoressa Vito, una mail dedicata a questioni europee, quindi la leggo subito. Bene. Abbiamo già letta, ma visto che lei è qui possiamo anche. Dice: i politici che vogliono far parte del Parlamento europeo parlano solo di inviare armi all'Ucraina, mai sentito dire che si faccia una trattativa per la pace. Certo, il tema del conflitto in Ucraina è un tema chiaramente non solo importantissimo, ma molto sentito. Nelle varie occasioni che ho avuto in questa campagna elettorale così impegnativa, però importante, di confrontarmi con i cittadini, il tema della guerra e della appunto necessità di arrivare il prima possibile a un cessato il fuoco è assolutamente una delle priorità di cui i cittadini mi chiedono di parlare. E invece io credo che abbiamo bisogno proprio di questo, cioè di un grande sforzo diplomatico da parte dell'Unione Europea per riuscire ad essere a livello internazionale il vero interlocutore per riuscire a raggiungere appunto questo cessato il fuoco. E diciamo che se prevalgono gli egoismi dei singoli stati sarà molto più difficile, per quello abbiamo bisogno di un'Europa forte, di un'Europa coesa, solidale, che riesca veramente ad incidere e a favorire quel processo diplomatico che porti alla pace, al cessato il fuoco. Quindi insomma, il cittadino che ha fatto questa domanda non solo ha ragione, però forse dire che nessuno parla di questi argomenti, forse quello invece non lo condivido, non è corretto, anzi penso che sia proprio uno dei temi più cruciali di questa campagna elettorale. Anche pensate com'è diversa la situazione adesso dell'Europa rispetto a 5 anni fa, no? Cioè quando 5 anni fa, quando si era andati al rinnovo dell'Europarlamento, il contesto internazionale era ben diverso, quindi dobbiamo tutti lavorare per invece favorire questo processo di pace. C'è già una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti e due. Prego. Niente, io sono una personcina che tra un po' di giorni fa 69 anni, appena andata in pensione, e mi ritrovo in un mondo non mio, in un mondo senza rispetto. Io sono stata cresciuta su, eravamo poveri, molto duramente, perché non c'erano cose, papà stava sempre male, mamma doveva lavorare, però non mi è mai stato detto no per un libro,
e questo io li ringrazio ancora ora che non ci sono più. Li ringrazio che erano bambini e che hanno sopportato la guerra, che hanno visto talmente tante cose orrende, e io mi ritrovo adesso in un'Italia dove c'è una violenza addirittura dal governo, una violenza verbale incredibile, cioè si esprimono in una maniera, cioè non rappresentano nessuno, cioè almeno dal mio punto di vista uno che rappresenta un'istituzione, anche se non rappresenta me, rappresenta tutta l'Italia. Cioè è una cosa in cui io sinceramente non lo so, mi vergogno, perché io non mi ci ritrovo, io non posso credere a nessuno, non posso dare fiducia a nessuno, ma neanche alla sinistra, lo dico onestamente, a me non interessa adesso parlare uno o l'altro. La sinistra si è persa per strada 30 anni fa, da quando è morto il povero Berlinguer, anche prima. Cioè voglio dire, sono tutti che si guardano se stessi, cioè non hanno mai pensato ai cittadini, ma i cittadini ce ne siamo tanti. Io penso che i cittadini devono essere rappresentati in modo corretto e avere verso di loro un enorme rispetto e non abbandonare le cose principali come hanno fatto in tutti questi anni, cioè la sanità, la scuola, da dove tu provieni. Tu devi saper leggere, devi saper capire le cose, devi saper essere critico. Cioè, queste cose non esistono più. Tu cammini per strada adesso, devi aver paura di dire qualcosa, oppure di parlare anche un'altra lingua, ma stiamo scherzando? Ok. Cioè, mi scusi, ma questo è uno sfogo mio, perché sinceramente io mi ritrovo così. Comunque cercate di fare qualcosa di meglio. Buona giornata. Grazie signora. Parole anche dure ha usato, no, la signora. Allora, sul fatto di abbassare i toni, di richiamare tutti i rappresentanti, diciamo, che hanno di istituzione o comunque di un ruolo pubblico alla sobrietà, è una cosa assolutamente sacrosanta. A me piace, ad esempio, se devo pensare a un politico che invece secondo me rappresenta al meglio l'Italia, penso al nostro Presidente della Repubblica. Mattarella sempre usa parole non solo di buonsenso ma autorevoli e di grande rispetto istituzionale e di chiunque, a prescindere dalla propria magari appartenenza politica, no? Questo è molto importante, come deve essere giustamente un capo di Stato che garantisce tutti. Forse la signora però è un po', forse un po' ingiusta nel definire così in maniera tranciante anche le politiche del centro-sinistra. Io invece non credo che il centro-sinistra sia lontano dalle persone, mai come in questa campagna elettorale. Anch'io personalmente ho incontrato tantissimi cittadini, abbiamo girato le piazze, i mercati, invece c'è una grande umanità che ha bisogno di un confronto, che ha bisogno di avere dei rappresentanti che effettivamente diano voce a chi voce non ce l'ha, quindi che diano veramente un'opportunità anche di farsi portavoce dei problemi più sentiti come più urgenti. Mi chiedono sempre di parlare di sanità pubblica, c'è una grande preoccupazione di una deriva verso il privato, la stiamo vivendo anche però nella nostra regione, perché è vero che quello che sta succedendo è insomma sotto gli occhi di tutti, nonostante la buona volontà e il grande impegno degli operatori sanitari che vogliono rimanere nel pubblico, però liste d'attesa interminabili, problemi, non so, mancanza dei medici di medicina generale e quant'altro dimostrano invece veramente come questa sia una priorità. Però abbiamo parlato anche in tante occasioni pubbliche di lavoro, abbiamo parlato della questione della disparità salariale tra uomini e donne, le pari opportunità, i diritti civili, che sono anche questo un argomento importante, abbiamo parlato di ambiente, insomma sicuramente si può fare meglio. Io raccolgo le parole di questa signora che insomma era arrabbiata e le raccolgo come un contributo importante, però sicuramente ci stiamo dando da fare, ecco, questo lo dico con molta serenità e molta convinzione. Mettiamo la prossima telefonata, buongiorno. Buongiorno, buona giornata. Prego. Allora mi dispiace perché sento parlare ancora. Adesso non so, parlo io o parla la signora? Parli lei, abbassi il televisore così ci ascolta il telefono che è meglio. Sì. Allora, ecco, l'ho quasi chiuso. Okay. Però mi dispiace per la signora e per qua che sono Trieste, no? Però hanno preso una segretaria quasi antipatica a tutti.
perché da quando c'è lei ha portato solo odio e violenza alla Schlein, parlo della Schlein, perché ha portato solo odio e violenza, questo non dico io, pensano la maggioranza di noi, perché i giovani nostri non erano tanto violenti da quando c'è lei, non vanno più a scuola, non vanno più all'università, l'università non esiste più, però mi spiace per voi, sapete, però la pensano la maggioranza come io, ecco, mi spiace tanto, però la Schlein avete fatto veramente una fila a prenderla, ecco, è antipatica, è antipatica. Vabbè, adesso insomma... No, è vero, no, questo non penso io solo, sa, la maggioranza. Beh, insomma, vabbè. Abbiamo capito il concetto, abbiamo individuato diciamo anche la causa di tutti i mali del paese. Sì, ma un leader politico non è che deve essere simpatico o antipatico, deve cercare di dare delle proposte per risolvere i problemi delle persone, che diciamo sia colpa chiaramente neanche del centro-sinistra. Questo era un attacco personale alla segretaria nazionale, mi sembra abbastanza ingiusto, anzi io direi invece che tra donne sarebbe anche ora che si inizi a fare un po' di squadra, un po' di sorellanza, perché alla fine i commenti spesso anche sono fin troppo ingiusti, ecco, quindi io credo invece che la segretaria nazionale Schlein stia facendo il suo lavoro, sta usando toni duri quando servono, non ha mai insultato nessuno, però giustamente se le cose non vanno bene vanno denunciate, non si può far finta di niente, e noi come dicevo prima, su alcuni degli argomenti che credo che siano prioritari abbiamo invece il dovere, con grande senso di responsabilità, di far capire che un'altra narrazione è possibile, diversa rispetto a quella del centrodestra, che porta avanti i valori in cui invece noi crediamo. Come dicevo prima, sanità pubblica, scuola pubblica e di qualità, c'è tutto il tema appunto delle pari opportunità, il tema del lavoro, cioè non va tutto bene in questo paese, quindi è giusto che anche l'opposizione faccia sentire la propria voce. Sentiamo una telefonata che è di nuovo in linea. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Paolo da Monza. Buongiorno. Io volevo puntualizzare alcune cose inerenti a tutta questa accoglienza così diffusa e spensierata che fate, no? E innanzitutto ci sono tutte le stazioni dei treni, tutte piene di extracomunitari che rompono a sua volta le scatole ai passeggeri, quello e quell'altro. Ci sono, ogni ordine del giorno a Roma c'è un desio, soprattutto lì e anche a Padova, ma a Roma più frequentemente. C'è ogni 2 per 3 chiamate alla polizia, 4-5 volanti. Io non so dove che voglia arrivare questa sinistra, solamente per prendere i voti di questa accoglienza. E dopo a Padova c'è uno spaccio di droga a cielo aperto. Tutto quanto con extracomunitari che indicano a loro di accogliere, solamente per i voti loro accolgono. Ok, sentiamo il commento. No, ma il tema della sicurezza è un tema importante che si sente soprattutto chiaramente nelle città più grandi, più complesse, però insomma è anche giusto attribuire le responsabilità che ce le ha. Ad esempio Trieste non stiamo governando, no? Quindi è il centrodestra che sta governando. Se ci sono delle difficoltà, dei problemi, innanzitutto penso che bisogna andare a rappresentare tutte le proprie preoccupazioni, anche chi ha delle responsabilità di governo. Dire che la sinistra è per l'immigrazione, per il non rispetto delle regole, per il caos, è dire una grande falsità, non è così. Semplicemente io sono assolutamente convinta che il tema dell'immigrazione è un tema importante, che non si può trattare con superficialità, non è una crisi passeggera, quindi bisogna assolutamente confrontarsi anche con questo, però anche parlare di immigrazione come uguale a non rispetto delle regole, appunto disagi e disordini è molto sbagliato, cioè questo non fa bene fare questo tipo di associazione senza una visione invece un attimino anche più reale di come stanno le cose. Una cosa è il tema dell'immigrazione, una cosa è il tema del rispetto alle regole, che è sacrosanto e che chiaramente deve riguardare tutti, a prescindere dalla propria nazionalità, dalla propria origine. C'è una telefonata? Pronto? Sì. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sono Prego. in linea? È in linea, sì. Dottor Bosacchi, buongiorno a lei e alla sua ospite.
Adesso sentivo il rispetto delle regole. Sarebbe bello un po' di onestà da parte dei politici che vengono qua nel territorio, perché il territorio libero non può essere nella comunità europea per legge. Basta tirar fuori il trattato di pace che è legge della Repubblica Italiana, basta leggere all'allegato sesto. Il territorio libero non può prendere accordi in esclusiva con nessuno. Noi non possiamo essere nell'Unione Europea per legge. Quindi quelli che vengono qua che facciano pure propaganda e i cittadini italiani potranno andare a votare come i cittadini all'estero. Ma il territorio libero non può essere nell'Unione Europea. Non c'è mai stata chiarezza su questo, non c'è mai stata onestà. E per questo non sono credibili. Non sono credibili perché la gente lo sa oramai, lo sanno queste cose. Tiriamo fuori il trattato di pace, è legge della Repubblica Italiana, non è mica Topolino né Bocchid, è legge della Repubblica Italiana. Leggiamo le leggi della Repubblica Italiana, leggiamo la 3054 cosa dice e vediamo se qualcuno rispetta ancora la legge e anche la Costituzione. Primo comma, articolo 10. Okay. Vediamo, tutti è chiaro. Grazie e buona giornata. È chiaro il concetto, è chiaro da mesi questo concetto quotidianamente, ma insomma. Un signore è un ascoltatore assiduo. È un contributor, si potrebbe dire. No, io invece approfitterei per fare invece proprio un appello al voto. È molto importante andare a votare. Mai come questa volta l'Europa è un bivio, bisogna capire che il voto non è soltanto un diritto, ma è un dovere civico, è importante votare, è importante dare un'indicazione su quelle che sono le priorità in cui si crede, perché altrimenti saranno altri a decidere, no? Quindi io penso che una riflessione vada fatta sulla opportunità di partecipare e appunto di dare il proprio voto chiaramente alla forza politica che si ritiene più vicina, però è importante votare. Secondo me è una grande occasione persa e l'Europa ha bisogno di forze politiche che credano nell'Europa e che vadano lì per rilanciarla, per migliorarla, ma non di certo per smantellarla. Siamo alla prossima telefonata, buongiorno. Buongiorno Bosazzi, buongiorno a lei. Allora, io volevo dire una cosa, no? Ho ascoltato bene le parole dell'ex assessore alla regione, se non sbaglio, no? Eccolo. Allora, lei ha detto, signora, che avete parlato di parità di stipendi, di sanità ed altro, però in 10 anni che avete governato questa Italia senza essere stati eletti, perché purtroppo è stato così, hanno vinto altri partiti, avete solo parlato e adesso volete che in un anno e mezzo la Meloni faccia tutto quello che non avete fatto voi. Non è così. Il rispetto delle regole, però... Prego? Non la sentiamo più, signora. Non la sentiamo più. Folle. No. Abbiamo un po' di problemi, però insomma fondamentalmente penso che abbiamo capito il concetto è chiaro, c'è un po' di problema con questa ormai telefonata. In regione il presidente Fedriga governa da più di 7 anni, il presidente Meloni anche non è lì da una settimana, quindi penso che sì, ognuno debba prendersi le proprie responsabilità, se le cose vanno bene o male è anche giusto che ognuno risponda per le proprie azioni. Ridico, a maggior ragione, ad esempio in questa regione, la signora ricorda che sono stata assessora regionale, sicuramente dal 2013 al 2018 abbiamo fatto molte cose, molte azioni, tra l'altro a Trieste ricordo che finalmente se Trieste ha una ottima qualità della depurazione delle acque, perché abbiamo sbloccato fondi pari quasi a 50 milioni di euro per il depuratore di Servola che serve tutto l'agglomerato di Trieste, e ricordo che erano risorse ferme da decenni con il rischio anche di un'infrazione comunitaria importante. Per fortuna siamo usciti da questo tunnel ed è stato un lavoro che mi ha assorbito completamente nei primi mesi dell'assessorato regionale.
Poi insomma io penso che la politica debba fare lo sforzo non di fare propaganda, di fare proposte. Non sono la prima a dire chiaramente che non va tutto bene, anche insomma quando ho governato il centro-sinistra ci sono state delle difficoltà, però insomma io anche penso che bisogna avere anche l'onestà intellettuale di cercare di guardare le cose per come sono, quindi sì. È vero che abbiamo anche governato nel passato questa regione, però anche bisogna, secondo me, attribuire la responsabilità delle cose, della situazione attuale, nel bene e nel male, a chi c'è e la governa ormai già da tanti anni. Allora, abbiamo una telefonata, poi abbiamo parecchie mail, quindi tra un po' mi dedicherò alle mail. Intanto sentiamo chi è in linea. Buongiorno. Buongiorno, sono Elisabetta, buongiorno. Buongiorno a lei, guardate, buongiorno. Allora, io volevo dire alla signora, no? Che oggi come oggi votare è pura follia. Io non vado a votare, anche perché sono storicamente anarchica, ma comunque ci sono stati periodi che ho anche votato. Ma il discorso è, purtroppo non mi stancherò di dire, che ci sono le coalizioni. Nelle coalizioni è una fregatura. È stata fatta queste le coalizioni per far vincere tutti mantenere il posto di lavoro, la sedia, e non vincere nessuno. Adesso io mi domando, dico, una cosa magari semplice. Mettiamo il caso uno decide, è leghista, e decide, vai, vota Lega e si ritrova la Meloni. Guardi che due cose completamente diverse. Eppure anche voi lo rappresentate la sinistra, la guscio storica, perché avete dentro 3/4 di Democrazia Cristiana, per cui mi sa dire perché bisogna andare a votare. No, il discorso è questo: se non eliminate le coalizioni e presentate le vere idee di ogni partito, anche a costo che non raggiungano il quo, che magari si ritirano, perché sta roba andare avanti, la gente non è più credibile. Guarda, io ero un periodo stata leghista, ma leghista della prima ora, con Bossi. Mettiamo il caso, adesso c'è la Meloni. Guarda, è quel partito dell'MSI che l'ho sempre odiato. E insomma, a un certo punto uno non va più a votare. Grazie, arrivederla. Io mi perdoni se mi sembra che gente che è morta perché si vada a votare. So che può sembrare retorica, ma io proprio per rispetto di quelle persone invito tutti ad andare a votare ugualmente. Certo, insomma, è fondamentale andare a votare, lo ribadisco anch'io. La signora mi pare evidente che sia un'elettrice delusa del centrodestra e della Lega, anche perché è evidente che questa forza politica era nata con un'idea di federalismo e di un certo tipo di idea di società, ma si è oggettivamente appiattita su una visione invece assolutamente di destra, anche molto radicale. Vediamo le candidature di Vannacci, ad esempio, che esprimono, diciamo, un tipo di politica diversa sicuramente da quella che era la Lega di Bossi. Quindi io capisco la delusione della signora, però io invito ancora a fare una riflessione e a pensare che il diritto di voto è un qualcosa che noi non possiamo dare per scontato, è una grande conquista. Chi ha visto il film della Cortellesi, ad esempio se lo ricorderà, no? Come le donne hanno lottato per ottenere il diritto di voto. Quindi io credo che sia sempre sbagliato lasciare che siano gli altri a decidere per sé, è un autogiustificarsi non andare a votare. Sappiamo che le difficoltà sono tante e che mancano magari le risposte concrete che uno vorrebbe, ma a maggior ragione non ci si può lamentare se nel momento in cui si chiede di esprimere la propria opinione ci si sottrae. Io insomma di questo sono assolutamente convinta. Ancora è chiuso? Sì, ok, prego. Allora ancora una telefonata. Buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Buongiorno. Io andrei volentieri a votare per questa Europa, ma io per esempio sono contrario all'Unione Europea. E come voto? Tutti i partiti si sono allineati sul fatto che chi è pro Europa al 100%, chi invece è contrario vuole però non uscire dall'Europa, vuole modificare l'Europa. Però nel frattempo l'Italia in 20 anni ha avuto un'economia disastrata, la povertà che è andata da 1 milione a 6 milioni e siamo praticamente sulla strada del precipizio. E quindi se io non voglio più l'Europa, chi voto? Non devo andare a votare, è l'unico modo per dare il mio giudizio. Non voto e quindi non voglio l'Europa.
Mi dica lei qual è il modo diverso per esprimere il mio concetto di negazione dell'Europa. Grazie. Questa domanda non è posta, è malandrina, però non è posta male. È una domanda malandrina, sì, di, non questo è posta signore, male, però. Di questo signore che saluto. Allora, diciamo che io non posso di certo obbligare una persona certo, a cambiare sì. idea, però lo invito questo signore a riflettere, perché l'Europa è stato il più grande processo di pace e di benessere per il nostro continente. Se l'Italia ha una, diciamo, destinazione di fondi così importanti come sono quelli del PNRR, derivano dal Next Generation EU, che non è altro che un grande piano di investimenti, pensate, di 1.000 miliardi di investimento comune, no? Di debito comune fatto dall'Unione Europea, di cui 200 sono stati destinati all'Italia. Ricordo che Fratelli d'Italia ha votato contro a questa grande occasione di investimento, che sono linee di finanziamento di cui stanno beneficiando i tanti comuni della nostra regione. Quindi è importante invece capire che l'Europa non è un qualcosa di così lontano, ma è un qualcosa invece che può riguardare la vita da vicino delle persone, con appunto anche dando una mano per portare avanti degli investimenti cruciali, però è anche l'Europa, ad esempio, della moneta unica. Io capisco che in tanti magari guardano con scetticismo l'euro, ma diciamoci chiaramente, questa è una regione che ha una forte vocazione all'export, siamo tra le primissime regioni d'Italia. Se noi non fossimo in Europa, se non avessimo l'euro, sicuramente la qualità, diciamo, del lavoro e dell'impresa nella nostra regione ne avrebbe risentito in maniera enorme. Quindi io invito anche a guardare un po' non solo le questioni complesse e problematiche che sicuramente ci sono, ma anche le opportunità che dà l'Europa. L'Europa è quella dell'Erasmus+, delle grandi occasioni anche per i più giovani di fare esperienze di studio all'estero, di confronto, di conoscenza con altre realtà. L'Europa sono gli investimenti importanti per la transizione ecologica, digitale. Insomma, penso che uno sforzo però da parte di tutti sia, secondo me, importante quando ci si confronta su questi argomenti. Io credo invece fortemente nell'Europa, penso che appunto l'Europa possa fare molto, e sicuramente però abbiamo bisogno di un'Europa delle persone, un'Europa solidale, non dove un singolo Stato può bloccare invece le decisioni di tutti gli altri paesi. Abbiamo bisogno di un'Europa non soltanto dell'austerity e della burocrazia, ma un'Europa che riesca effettivamente a dare invece valore ai territori speciali come il nostro, come il Friuli Venezia Giulia. Allora, adesso andiamo in pubblicità, poi quando torniamo mi aggancio proprio a questa risposta. Bene. Allora, rientriamo in studio, siamo in compagnia di Sara Vito, che è candidata per il Partito Democratico alle elezioni europee. Volevo chiederle, è un discorso generale, però è vero che diciamo, a determinati livelli il Partito Democratico, il centro-sinistra in generale, è visto come una realtà favorevole all'Europa. Generalizzo, ma molti generalizzano. Questo tipo di generalizzazione, che per certi aspetti è automatico, per altri aspetti è anche indotto, vi danneggia in qualche modo, danneggia proprio, come posso dire, i rapporti stessi del centro-sinistra con l'elettorato, secondo lei? Io non credo, io credo che invece sia molto chiaro il messaggio politico che il Partito Democratico sta dando in queste campagne elettorali per le europee. Il Partito Democratico, scusi, è una forza convintamente europeista. Noi pensiamo che l'Europa non sia il problema, ma sia un'opportunità. Ci sono sicuramente delle cose che vanno migliorate, soprattutto noi, come dicevo prima, abbiamo bisogno di un'Europa che riconosca il valore dei territori, che riesca
riesca a dare risposte più concrete alle persone, ma l'Europa è una grande, come diceva Darko Bratina, no? Che è stato questo grande senatore della Repubblica, goriziano, della comunità slovena, che diceva appunto di come l'Europa sia un condominio a volte anche chiassoso di tante purtroppo individualità, ma noi abbiamo bisogno invece che l'Europa diventi una grande casa comune, cioè lui aveva già capito invece quanto l'Europa può essere un'opportunità, e a maggior ragione dobbiamo dirlo noi che il confine invece l'abbiamo vissuto. Questa regione è una regione periferica rispetto a Roma, ma centrale rispetto appunto all'Europa, che invece è una dimostrazione concreta di come la storia anche difficile e travagliata che ha avuto questo confine può invece diventare una grande opportunità, perché il passato va ricordato assolutamente, bisogna però guardare al futuro anche con fiducia, credendo nella forza del costruire invece relazioni di pace, di benessere, di convivenza civile. Cioè, se il prossimo anno Nova Gorica e Gorica saranno capitali europea della cultura 2025, insomma è la dimostrazione concreta non solo che non serve alzare i muri, ma che creare ponti di cultura e di relazioni può essere invece un'opportunità che mi auguro anche lasci benessere sul territorio, non soltanto nell'Isontino, ma almeno di tutta la regione. Sarà una grande vetrina, una grande opportunità, ci saranno investimenti importanti, quindi insomma io credo invece che l'Europa, ripeto, sia un'opportunità che non dobbiamo sentire come qualcosa di lontano o di ostile. Noi abbiamo bisogno di un'Europa forte, perché nessuno può farcela da solo, cioè è illusorio pensare che l'Italia possa farcela così da solo in un contesto globale così difficile. Invece è necessario che i 27 Stati membri sappiano fare squadra sui temi più importanti, e una invece delle priorità che bisogna affrontare è assolutamente quella della modifica dell'unanimità per porre mano ai trattati, cioè se per ogni questione importante, che sia l'immigrazione, le politiche fiscali, i temi della politica estera, della sicurezza, è necessario l'unanimità, il rischio è che gli egoismi di un singolo Stato, per capirci di Orban di turno, blocchino invece un processo di superamento anche dei problemi più complessi. Quindi Giorgia Meloni sta giocando questa partita, no? Lei vuole diventare la leader dei conservatori, dei nazionalismi europei, ma noi non abbiamo bisogno invece di questo, perché non porterà nessun aiuto all'Italia, ci lascerà ancora più soli. Noi dobbiamo invece favorire un'Europa della condivisione e solidale. Quindi io credo che insomma, le forze politiche, spero che il Partito Socialista Europeo riesca a fare un ottimo risultato, che il Partito Democratico dia il proprio contributo, proprio perché noi invece abbiamo bisogno di un'Europa della condivisione e della solidarietà, non appunto degli egoismi, perché sicuramente non ne ricaverà neanche l'Italia nulla di buono. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno Bosacchi e a tutta la redazione di Tele4, alle gentili ospite e a tutti i telespettatori di Tele4. Allora, a me piace tanto, il positivismo di questa candidata, però purtroppo non condiviso dei fatti, e spiego perché. Allora, una cosa di buono che ha l'Europa è che tutto quello che pensa di noi come popolo lo scrive, poi lo va come il cagnolino che nasconde l'osso, lo va a nascondere sotto migliaia di tonnellate di documenti. Ma se uno si prende la briga di perdere ore e ore a cercare dei documenti europei, di cose interessanti, belle, di utilità se ne saltano fuori. Allora, innanzitutto devo deludere la gentile ospite dicendo che l'Europa ha portato solo che pace. Non ha dato niente, perché la pace è stata dovuta in particolar modo ai due blocchi, il blocco occidentale, il blocco orientale della guerra fredda, e della responsabilità dei governanti che all'epoca c'erano. Poi l'Europa è guerrafondaia, appoggia il governo criminale di Netanyahu, appoggia quell'altro delinquente in Ucraina e poi tra l'altro dimostra di non essere soprattutto leader del nessuno, perché voglio ricordare che a parte il Parlamento, che esattamente non conta assolutamente niente nelle decisioni importanti, come il 2 di bastoni quando è Briscola e Danari, praticamente tutto adesso viene deciso dalle varie lobby. Secondo, non è vero
E poi lei ha parlato di Orban. Orban, diciamo, facendolo vedere chissà che comodo. Voglio ricordare che Orban spende il 6%, ripeto, vado lentamente in maniera che capisca bene, il 6% del PIL nazionale ungaro a sostegno della famiglia. La domanda è questa: quanto voi del PD quando eravate in potere avete speso per la famiglia? Ok, grazie, adesso sentiamo la risposta. Semplicemente non fate in modo che dobbiamo reintrodurre il contasecondi, eccetera. Siate il più stringati possibile. No, io semplicemente non sono una persona così semplicemente ottimista e che vede solo il lato bello dell'Europa. Cerco di dare una visione alternativa rispetto a quella che invece è la proposta politica di altre forze politiche che nell'Europa non credono. Orban è sicuramente la dimostrazione di un paese che non crede nell'Europa, anche se però, come si vede, tutte queste realtà che nell'Europa poi sono entrate ci rimangono ben volentieri, visto che comunque in termini economici l'Europa è importante, perché il ritorno anche per i paesi come l'Ungheria è importante. Non è di certo però quella di Orban il modello di società nella quale io credo. Io penso invece che noi abbiamo bisogno di un'Europa in cui i diritti civili devono essere garantiti, in cui anche la legge 194 sull'interruzione di gravidanza deve essere garantita, in cui le persone che la pensano anche diversamente devono avere la loro possibilità di esprimersi al meglio. Sulla famiglia io credo che il governo attuale dovrebbe dare le risposte, non il Partito Democratico che è all'opposizione, ma mi pare che questo Paese abbia grossissimi problemi invece in termini demografici. L'Italia, anche la nostra regione, sta subendo un graduale e progressivo invecchiamento e questo per la tenuta del sistema è un tema molto importante di cui la politica discute ancora troppo poco, ma invece sul quale bisognerebbe aprire una seria riflessione, perché questo vuol dire un'Italia che altrimenti va verso una crisi strutturale, perché noi abbiamo bisogno di persone che mantengano un sistema che è fondato sul welfare, sulle pensioni, e quindi questa è secondo me invece una di quelle che dovrebbero essere delle priorità nell'agenda politica di tutte le forze politiche trasversalmente. C'è un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signora. Sono Pamela. Buongiorno. Buongiorno. Allora, riguardo alle elezioni volevo intervenire e far presente alla cittadinanza che votare si dovrebbe andare tutti. Poi se non c'è nessuno che li rappresenta o sono delusi o sono apolitici o altro, dovrebbe comunque recarsi all'urna e annullare la propria scheda, perché sappiamo tutti quanti che astensionismo c'è, e chi per protesta, ognuno per i suoi vari motivi. Però alla fine non ci si rende conto che le schede elettorali sono un documento personale e per il fatto che non ci si reca a votare non significa che non si dia il voto. È questo che la gente deve iniziare a capire, che bisogna andare e se non hai nessuno che ti rappresenta annullare la scheda, perché le schede vengono vidimate il giorno prima. In ogni sezione si sa quanti cittadini devono accedere a quella sezione. Se quelle persone non si presentano, quel tot di schede elettorali già vidimate possono finire ovunque. Quindi se uno veramente vuole non votare, deve andare ed annullare la scheda. È l'unica maniera, perché si fa un danno facendo utilizzare il proprio nome, la propria scheda, a un sistema criminale. Okay, lo vediamo giornalmente, vediamo continuamente scambi di voto, vediamo continuamente i brogli e tutto quanto. E usate la vostra scheda come vi pare, fateci un disegnetto e votate chi vi rappresenta, però andate. Non si può fare questo astensionismo ogni volta, stiamo andando avanti da 40 anni con questa storia. E dopo ci si lamenta, e dopo tutti quanti a telefonare, bla 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 bla. Ma ci siete andati? Siete andati alle urne? Io vado ogni volta a votare, ogni volta vengono fuori i dati dell'astensionismo. Ma perché?
Potete andare anche oggi in comune se non avete la vostra tessera, ve la fanno nell'immediato, lo devono fare per legge. Quindi vi procurate la vostra tessera, andate, votate, vi rappresenta qualcuno, lo segnate, non vi rappresenta nessuno, annullate la scheda, scarabocchiatela, fateci un disegnetto, fate quello che vi pare, un vostro documento, non dovete permettere a nessuno di toccare il vostro nome e di decidere per voi. Ci tenevo a dire questo, grazie. Grazie. Insomma, la signora ha fatto finalmente un appello al voto, con magari anche un distinguo sulla questione dell'annullamento della scheda. No, adesso al di là delle battute, però comunque è apprezzabile che ci sia il senso civico, no? Di dire abbiamo un diritto, esercitiamolo perché è importante, ognuno conta, ognuno può fare la differenza, ma io lo dico sinceramente, però anche i cittadini che non si sentono rappresentati, io li invito a leggere i programmi elettorali, cioè io mi chiedo quanti dei cittadini si siano magari presi la briga di andare a dare un'occhiata ai programmi dei vari partiti, dei vari schieramenti. Ricordo poi che le elezioni europee sono proprio un proporzionale puro, nel senso che si vota la singola forza politica, poi invece il meccanismo prevede un discorso di coalizioni, di alleanze sugli argomenti che vengono ritenuti prioritari, quindi questo è importante. Prendersi adesso attraverso internet c'è la possibilità con pochi clic al computer di trovare tutto quello di cui c'è bisogno, quindi questo però è uno sforzo che anche il cittadino con senso di responsabilità deve fare, no? Perché altrimenti ci si autogiustifica nel proprio disinteresse e questo non va bene. Io penso invece che sia importante anche esercitare al meglio questo diritto che continuo a dire essere uno dei pilastri della nostra democrazia, che non dobbiamo dare per scontato e che dobbiamo invece rivendicare con orgoglio. Poi sul fatto, mi ricollego a quello che diceva prima un signore, sul fatto che il Parlamento conta poco, e in parte purtroppo anche ha ragione, cioè il Parlamento europeo deve invece avere un ruolo di maggior forza. D'altro canto i cittadini vanno ad eleggere proprio direttamente gli eurodeputati, non è così per il Consiglio che è composto da membri indicati dagli Stati, quindi noi, come dicevo prima, oltre a una necessaria modifica del quorum dell'unanimità per i trattati, che dovrebbe essere invece contenuto in maggioranze qualificate, assolute, però appunto a maggioranze per evitare la paralisi per colpa dell'egoismo di alcuni Stati, noi dobbiamo invece pensare che il sistema europeo dovrebbe essere sempre più bicamerale, dove il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno in realtà due pesi più simili, perché ad oggi il Parlamento, pensate, non ha neanche la proposta, l'iniziativa politica, no? E questo è invece una cosa che si darebbe per scontato, ma non è così, quindi non è come il sistema del nostro paese. In Italia chiaramente il Parlamento ha un altro ruolo, un'altra funzione, altre regole, quindi noi abbiamo bisogno invece di un'Europa in cui il Parlamento europeo sia più forte e eserciti questo ruolo politico, diplomatico, di cui secondo me c'è molto bisogno sulle materie di cui abbiamo parlato anche prima, che sono i grandi beni europei comuni, welfare, tutto il tema della politica estera, della politica fiscale. Guardate che si parla poco anche di questo, ma in realtà 27 paesi con 27 sistemi fiscali diversi e alcuni paradisi fiscali all'interno dell'Europa sono un'ingiustizia, nel senso che queste disparità fiscali si traducono in ingiustizie sociali, e su queste cose che bisogna lavorare, ma se non entriamo neanche nel merito e se non diamo appunto il nostro voto, se non ci interessiamo neanche, come dire che si gioca una partita importante e noi rimaniamo in panchina, e questo secondo me è sempre sbagliato. Facciamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono in linea. Allora sì. Ascolti, io sono di Trieste proprio da generazioni, punto. Secondo, ho sempre votato, ogni volta che c'erano le elezioni ho sempre votato, questa volta non vado, perché guardando i spot, le giornali, quelle cose, una cosa mi sono resa conto, che noi dipendiamo dall'America, l'Europa deve decidere, però prima deve chiedere all'America, perché noi siamo stati durante la guerra presi e di conseguenza dobbiamo ascoltare quello che dice l'America. Andiamo contro la Russia? Andiamo contro la Russia. Zelensky doveva a un certo punto anche fermarsi, trattare con Putin, perché dice adesso attacca anche la Cina. La Cina, possiamo ringraziare la Cina,
se Putin non manda le atomiche, perché sono loro che lo frenano. A parte questo, io a votare non vado più, perché è una cosa schifosa, tanto siamo sempre lì, i voti sono sempre gli stessi, non cambiano mai, sono anni che sono sia a destra che a sinistra, sono al governo e non cambia niente, allora cosa vado a fare? Mi scusi, la ringrazio, saluti a lei e alla sua signora Kelly, grazie, buongiorno. Ma allora, ripeto, secondo me dire, cioè l'atteggiamento, io capisco allora, la delusione dei cittadini, il fatto che insomma le persone hanno talmente tante difficoltà e problemi quotidiani che sono appunto anche disillusi perché dicono alla fine no, tanto non cambia nulla, io continuo ad avere i miei problemi e allora perché votare? Però io invece invito a fare un altro tipo di riflessione, al di là non semplicemente di ascoltare il telegiornale, perché io credo invece che, ripeto, bisognerebbe cercare di fare un piccolo sforzo e di informarsi direttamente, visto che basta andare nel sito di qualsiasi partito politico, si trovano e scaricano facilmente tutta la documentazione, i programmi e quant'altro, quindi se uno ha un po' di voglia anche di approfondire le informazioni sicuramente riesce a reperirle facilmente. Però io credo che a maggior ragione abbiamo bisogno di un'Europa forte se vogliamo contare qualcosa a livello internazionale. Cioè la signora dice siamo in balia dell'America, ma io credo che noi abbiamo bisogno allora a maggior ragione di un'Europa forte e bisogna votare le forze politiche che nell'Europa ci credono proprio per riuscire ad avere voce in capitolo. La signora parla di America, ma io parlerei anche di Cina, di India, cioè le sfide sono globali, sono talmente tante che per quello io dico di diffidare dalle forze politiche che dicono più Italia, meno Europa. Siamo tutti d'accordo sul più Italia, ma noi dobbiamo dire più Italia, più Europa, proprio perché abbiamo bisogno disperato invece di far parte di una realtà come l'Europa che può aiutarci nella misura in cui però è autorevole in un contesto globale. Sul tema della pace, come abbiamo parlato prima, c'è bisogno di un'Europa che riesca ad esercitare questo ruolo di leadership, ma può farlo solo se c'è unità tra i paesi e lì ritorniamo su questo aspetto di cui sono profondamente convinta. Una delle critiche che di recente insomma, è stata mossa all'Unione Europea è stata quella di legiferare in alcuni casi insomma, senza tener conto di determinate realtà. Le auto elettriche e le case green sono diciamo, da questo punto di vista, diciamoci la verità, è facilmente attaccabile. Certo, no, ma infatti grazie anche per questa domanda. Io poi ho fatto appunto l'assessore all'ambiente e sono convinta che il Green Deal europeo, cioè la strategia europea dell'Unione Europea è importantissima, cioè è un aspetto identitario dell'Unione Europea, no? Cioè noi dobbiamo prendere atto che il cambiamento climatico è in atto, quindi diffidare da chi dice che le cose non stanno così, perché purtroppo è sotto gli occhi di tutti. Questo è un argomento che non può non essere prioritario nell'agenda politica di qualsiasi schieramento. Però dire che la risposta appunto è per i problemi poi che ci sono, e dirò anche due cose proprio sul tema delle case piuttosto che delle automobili, cioè che la risposta è, visto che l'Europa non fa bene il proprio mestiere, ci dà dei vincoli, ci dà delle imposizioni, allora non affrontiamo il tema del cambiamento climatico, allora gettiamo nel cestino il Green Deal, è sbagliato. Noi infatti abbiamo bisogno di raggiungere gli obiettivi del Green Deal che sono sacrosanti, ma abbiamo bisogno di un percorso di accompagnamento, cioè è legittima la preoccupazione del cittadino che dice cioè chi non vorrebbe efficientare la propria casa, vivere in una casa che è energeticamente autosufficiente, dove si pagano meno bollette salate di luce, di gas, dove anche l'efficientamento appunto e la qualità della vita è migliore. Chi vuole andare in giro con un'auto magari datata, inquinante, un vecchio diesel, però evidentemente se le persone queste scelte non le fanno è semplicemente perché non hanno le disponibilità economiche. Noi abbiamo bisogno di una transizione ecologica non solo per pochi che se la possono permettere, noi abbiamo bisogno di una transizione ecologica popolare che riesca a essere attuata da tutti i cittadini a prescindere dalle loro disponibilità. Quindi l'Europa cosa deve fare? Sì, bene, ci dà la prospettiva del
Green Deal e di questi obiettivi per ridurre le emissioni, in cui tutti noi, quindi la qualità della nostra vita, la nostra salute sicuramente ne può beneficiare, però deve dare gli strumenti anche economici per riuscire ad arrivare a questi obiettivi. Quindi adesso c'è questo fondo sociale per il clima e questi piani sociali per il clima che entro l'estate, il giugno del prossimo anno devono essere approvati, ma io spero che quanto prima si investano forti risorse per la transizione ecologica, perché è vero che la transizione ecologica non può essere a costo zero, quindi, e questo è evidente, e però che siano il tema dell'edilizia piuttosto che quello dei trasporti, piuttosto che quello del lavoro, devono essere centrali e devono essere accompagnati, perché nessun lavoratore deve avere la preoccupazione di perdere il proprio posto di lavoro, vedersi ridimensionato perché abbiamo un problema climatico da affrontare. Certo è che bisogna appunto che questi processi siano accompagnati e l'Unione Europea queste indicazioni le deve dare, ma anche la politica locale, perché deve essere lo strumento attraverso il quale le decisioni dell'Europa e le opportunità dell'Europa possano essere attuate in maniera intelligente, senza mettere in difficoltà nessuno, senza colpevolizzare i cittadini, ma invece cercando di dare poi quelle risposte concrete che servono. Io quando ero assessore regionale, ad esempio, tra le varie cose fatte avevamo istituito una linea contributiva proprio specifica per favorire l'acquisto delle vetture elettriche, delle ibride, anche delle auto con diciamo, un livello più alto di euro, che sono i parametri, come sapete, per qualificare le emissioni, però mi risulta che questa linea contributiva l'attuale governo di centrodestra l'ha chiusa e non ci sono più fondi e quindi ritorniamo lì, cioè è evidente che invece servono ingenti risorse. Ricordo che mai come in questo periodo la regione Friuli Venezia Giulia ha grandissime risorse a disposizione. L'ultimo assestamento, pensate, è di 1 miliardo di euro, cifre ben più elevate rispetto a quelle quando appunto ho avuto l'onore di essere assessore in regione. Quindi le risorse sono tante, sarebbero invece da investire su questi argomenti piuttosto che sulla sanità pubblica, sull'istruzione, quindi su priorità vere, secondo me, io la penso assolutamente così. Abbiamo ancora una telefonata, io chiedo a chi è in linea di essere brevissimo così riusciamo a rispondere entro le 9. Buongiorno. Buongiorno a lei. Prego. Mi sentite? Sì, buongiorno. Voglio dire una cosa veloce. Anch'io sono uno di quelli che non andrà a votare perché se ne frega talmente di questa storia qua. Okay. Io non seguo i siti internet come dice la signora, però guardo le varie trasmissioni che sono sparse per le varie reti. Allora, io non so da che parte della signora politica, ma non ha importanza. Io sento da una parte, l'unica cosa che si dice, la Meloni non si dichiara antifascista. Questo è tutto quello che sento in questi mesi. Okay. Dall'altra parte sento solo condoni. L'Europa. Cioè l'Europa, che Europa? L'Europa che in Olanda si paga meno tasse, che in Slovenia si paga meno tasse, che in Polonia cosa la metà. Cioè l'Europa dovrebbe essere uguale per tutti. Ok, chiaro, chiedo scusa se... Però il signore in questa sua provocazione, che prendiamo così, ha detto alla fine una cosa giusta, che le tasse e i sistemi fiscali dovrebbero essere armonizzati, traduco così, perché ha capito che c'è bisogno appunto di un'armonizzazione dei sistemi, perché le diversità fiscali tra i paesi incidono sui cittadini, sulle tasche dei cittadini e si traducono appunto in anche vere e proprie ingiustizie sociali. Allora invece il signore, dico di ripensare alla sua posizione, perché se lui non andrà a votare le cose resteranno così, se andrà a votare forse votando magari chi crede nell'Europa e non chi va là per demolirla, forse invece dà il suo contributo perché appunto le cose possano cambiare e migliorare. Poi che sia complesso, che ci siano delle difficoltà, questo è evidente, nessuno dice che appunto tutto va bene, però anche dico che pensare anni fa chi proponeva un'Italia isolata che doveva uscire addirittura dall'euro diceva una follia, perché oggi i nostri risparmi varrebbero molto di meno, le nostre aziende sarebbero in difficoltà, un'Italia fuori dall'Europa è una follia, ma c'erano forze politiche che questa cosa anche la proponevano anni fa, quindi invito invece a fare una riflessione anche seria sull'argomento dell'Europa perché è troppo importante.
Grazie a Sara Vito, candidata alle elezioni europee per il Partito Democratico, per essere stata con noi. Buon lavoro. Grazie a voi dell'opportunità, un saluto a tutti gli ascoltatori. Per me ascoltare è sempre una grande opportunità, quindi ringrazio tutti, anche i cittadini che hanno telefonato. Si può pensarla magari anche diversamente, però il confronto secondo me è sempre prezioso e importante. Quindi io ringrazio tutti e saluto tutti, a partire da voi il ringraziamento per l'opportunità che mi ha dato. Grazie. Si vota sabato pomeriggio e domenica tutto il giorno. Grazie ancora a Sara Vito, noi ci vediamo dopo la pubblicità con Sandra Savino. Più è casomai che... Allora rientriamo in studio, cambiamo ospite, siamo in compagnia, come annunciato, di Sandra Savino, candidata alle elezioni europee per Forza Italia. Buongiorno, grazie per essere tornata nei nostri studi. C'è una comunicazione di servizio che do prima di incominciare a parlare con Sandra Savino, riguarda un argomento che abbiamo trattato credo la scorsa settimana. Il Presidente del Consiglio Comunale Panteca, che era stato il nostro ospite, segnala che è stato programmato lo sfalcio per quanto riguarda le aree verdi di Via Puschi, che era stato richiesto da alcuni telespettatori perché la situazione era insomma una specie di savana, per dire la verità. Laddove invece ci segnalano un'altra cosa che riguarda la navetta che porta le persone dentro il cimitero. Ha telefonato una signora segnalando un dato che non so poi come si possa eventualmente risolvere, perché dicono delle volte sì, la navetta ti porta al campo, però poi non ti viene a prendere, e quella forse è una situazione che bisogna un po' di questo posso occuparmi io, perché cioè, comunque ho nel mio delega. Ecco perché dicono, no? Noi arriviamo sì, al campo, poi loro ci lasciano là, però alcune persone molto anziane fanno fatica anche a scendere, per dire la verità. Comunque questo è... Su questo farò una verifica. Ci è stato segnalato ieri. Allora, Sottosegretario, prima domanda secca. Quanto conta, secondo lei, nell'atteggiamento di Forza Italia, nella campagna elettorale di Forza Italia, l'esperienza di Antonio Tajani e da Ministro degli Esteri, ma anche come già Presidente del Parlamento Europeo? Cioè, Forza Italia ha una posizione molto, diciamo, attenta. Credo che il curriculum di Antonio Tajani in Europa sia il più forte che c'è in Italia in questo momento. Lui la sua propria carriera politica è iniziata attiva, diciamo, è iniziata proprio in Europa, dove il presidente Berlusconi lo aveva candidato poco dopo di essere diventato il suo portavoce. Ha ricoperto dei ruoli fondamentali, e naturalmente all'interno del Partito Popolare Europeo, ma anche nel rapporto, diciamo, con gli altri leader, ha un rapporto sicuramente privilegiato, ed è un uomo che ha sempre fortemente creduto nell'Europa e tuttora rappresenta il governo nostro in Europa, e proprio perché è una persona di grande pacatezza, mediazione, molta competenza, un grandissimo lavoratore, può, credo, fare la differenza nel rapporto Italia-Europa. Tra l'altro notiamo da quando si è insediato il governo Meloni che è il secondo per gradimento dopo la Premier, proprio per il suo modo di lavorare. Una persona appunto molto equilibrata, è una persona che è anche rassicurante, è una persona insomma che gode della stima di tutti in Europa, quindi credo che possa essere, per quanto riguarda Forza Italia, è un elemento determinante per quella che sarà la politica europea. E che appunto Forza Italia nel contesto adesso è un po' difficile ragionare per compartimenti stagni, come posso dire, per più compartimenti stagni, nel senso che così, all'interno del centrodestra appunto la posizione di Forza Italia è estremamente moderata rispetto e a Fratelli d'Italia e alla Lega. Tutto ciò come secondo lei come si struttura a livello di campagna elettorale? Cioè il centrodestra, come dire,
la vulgata vuole che gli elettori di centrodestra guardino all'Europa con un certo scetticismo. Non si può generalizzare, però delle volte generalizzare ci aiuta per inquadrare determinate problematiche. Potrebbe sembrare un rischio per Forza Italia assumere queste posizioni. Non guarda, mi pare di capire che non guarda alla pancia dell'elettorato in questo caso. Allora, innanzitutto credo sia necessario cercare di rendere consapevoli gli elettori rispetto alla valenza dell'Europa. L'attività parlamentare corrisponde circa nel suo complesso a un 80% di provvedimenti che vengono sviluppati, nel senso vengono recepite direttive europee, l'80%. Quindi la massa di lavoro che viene svolta dal Parlamento italiano è quello del recepimento delle direttive europee. L'Europa, che sembra un elemento lontanissimo, in realtà è un elemento che corrisponde a tutto ciò che noi abbiamo davanti agli occhi. Perché se mangiamo un certo tipo di pane, beviamo un certo tipo di vino, abbiamo un certo tipo di agricoltura o di pesca, cioè tutto corrisponde all'Europa. Quindi è bene che gli elettori, e comprendo anche perché per me stessa è stata nel percorso parlamentare c'è stata un po' una consapevolezza a step, perché effettivamente è un po' difficile da comprendere, poi però entrando nel sistema ci si rende conto di quanto pesi l'Europa, veramente anche sul nostro pranzo, sulla nostra cena. Molti dicono che quando si parla di Europa i quotidiani dovrebbero pubblicare le notizie addirittura nelle cronache locali e non nelle cronache estere, proprio perché come dire, tutto ciò che viene deciso in Europa si abbatte, virgolette, sul nostro quotidiano. Esatto. Tant'è che, per esempio, uno degli elementi che forse mi corrisponde per materia un po' di più è per esempio un elemento del patto di stabilità, no? Il patto di stabilità che non è che si ferma in Europa, ma ha riflessi importanti sia sul governo nazionale, sullo Stato, e che anche per esempio sui comuni, sugli enti locali. Quindi anche rispetto alla delega che ho io in questo momento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è quella che riguarda la finanza degli enti locali, dovremmo adesso cominciare a studiare qual è l'impatto che questo nuovo patto ha proprio sugli enti locali. Quindi anche qua è chiaro evincere il fatto che è necessario essere consapevoli di questo valore, no? Del fatto che comunque anche sui comuni questo ha un peso. E di conseguenza c'è la necessità di andare a votare, soprattutto per rafforzare la legittimazione popolare rispetto ad un atteggiamento rispetto ad un altro. È chiaro che se non è possibile vivere solo di protesta, no? Allora c'è il momento di analizzare obiettivamente i provvedimenti, ma bisogna anche portare delle proposte. E in più credo, per quanto mi riguarda, bisogna essere partecipi dei percorsi che vengono posti all'attenzione, no, del Parlamento europeo. Bisogna essere in grado di valutare volta per volta, essere all'interno dei provvedimenti per modificarli, valutarli, accoglierli. Quindi c'è un lavoro sicuramente importante da fare, che forse non salta tanto agli occhi nei territori, perché effettivamente è un po' difficile da comprendere, però partecipare ai processi è importante per poi non doversi trovare con i processi decisi e confezionati. Quindi credo sia utile che proprio il cittadino, e mi rendo conto della difficoltà che il cittadino può avere nel comprendere questa cosa qua, e bisognerebbe forse essere maggiormente incisivi anche a livello informativo, cioè cercare anche di comprendere. Credo anche che probabilmente nelle scuole andrebbe fatto un lavoro un po' più puntuale su questo, perché si va avanti, no? E ogni tanto l'informazione resta un po' indietro, e questo è un po' deleterio. Allora, c'è una telefonata in linea, probabilmente la risposta la faremo dopo la pubblicità, così non dovremo interrompere i ragionamenti. Buongiorno. Buongiorno, sono Edith. Sì, buongiorno. Sono in linea? Allora, io volevo dire, a proposito della lista del cimitero, non è vero che non vengono a prenderti, basta chiedere. Come tutte le cose bisogna chiedere. E anche per il voto io sono d'accordo andare a votare, e non serve poi protestare. Non serve? Protestare. Protestare poi. Ok, grazie signora anche per la precisazione. Allora, già che ci siamo a integrazione, ma comunque, secondo lei, non so se ne parla, negli altri paesi c'è
ma c'è un rapporto differente con l'istituzione Unione Europea? Non so, la mia idea è che ciò che manca nel nostro paese in altre parti c'è già. Forse un po' di più, ma io non vedo tanta consapevolezza, ecco, non vedo... probabilmente sicuramente più dell'Italia qualche cosa c'è, ma non vedo proprio una consapevolezza complessiva rispetto ai temi europei. Ho capito. Allora andiamo in pubblicità e poi dopo torniamo e approfondiamo anche un altro elemento. Allora rientriamo in studio, credo che abbiamo già una telefonata per Sandra Savino, candidata alle elezioni europee per Forza Italia. Buongiorno. Buongiorno dottor Bosazzi, sono Prela e buongiorno anche alla Savino. Buongiorno. Niente, io ho inviato anche da poco una mail, senta, siccome è molto breve vorrei anche leggere diciamo questo. In questo momento io non sono da nessuna parte in particolare, comunque è un messaggio benevolente. Siamo alla vigilia del voto, comunque quanto io scrivo non sarà uno spot elettorale, ma un messaggio anche semplice di speranza per il futuro, di un mondo travagliato da guerre, vivendo tra fanatismi e odio, ma pure veicolati da interessi economici. Per questo l'oggi e anche l'incertezza e la preoccupazione per un futuro prossimo ci attanaglia, come ho detto, al di là delle elezioni che sono prossime, credendo nei vari rappresentanti politici o meno, al di là di quello che esca dalle urne e di quello che si faccia dopo, bisognerebbe riconoscere e capire che il mondo, l'Europa, l'Italia stessa stia cambiando, questo ci piaccia o meno. Ma andiamo alle guerre e andrebbe bene, magari non ci fossero. Quello che vorrei dire, e ci riguarda, è che non possiamo fare i processi al colore della pelle e alle identità sessuali e religiose, al credo di ognuno. Come qualcuno ha paventato, ci potrà essere, già c'è, accade un profondo mutamento per cui degli stranieri si prendono cura di noi, ci fanno da badanti, si occupano dei nostri figli e rispettando le nostre mogli e noi. Quello che è da temere, odiare, parlare brutta, sicuramente in qualche modo combattere, duro farlo, la violenza e il crimine dove stia la corruzione, i corrotti e pure i lavativi, perché l'interesse comune è lavorare, produrre e occuparsi degli altri. Spero di aver reso l'idea in questo brevissimo e semplice messaggio di quello che voglio dire, augurare per tutti. Ora spero bene, eventualmente a voi, con dire come si fa una pietanza, non è l'obbligo, quello che io ho detto. Fine. Ok, adesso sentiamo le considerazioni di Sandra Savino. Grazie. Ma vede, però mi fa piacere sentire che c'è qualcuno che ci mette la testa e anche il cuore, no, su questi temi. Quindi c'è ancora qualcuno che si applica, perché in realtà vedo un po' di disinteresse complessivo, ma che non riguarda solo l'Europa, ma che riguarda anche tutti gli appuntamenti elettorali a tutti i livelli istituzionali, no? Quindi il coinvolgimento è importante perché più il sindaco, il presidente di regione, il parlamentare ha un gradimento, no, alto, quindi ha una legittimazione ampia, più facile è anche governare, perché quando è risicata, no, quando hai una maggioranza degli elettori che è bassa, non legittimi neanche per il governo, no, in modo puntuale, in modo forte. Ma ne parlavo anche prima, dicevo, alla fine io mi ricordo quando, forse perché ho una certa età, però io mi ricordo quando dovevamo andare a votare, io nemmeno votavo ancora, ma anche a casa mio padre ci spiegava, ci diceva, parlava con me, mio fratello, con mia madre, diceva guardate che bisogna andare, cioè c'era anche un'informazione a casa che mi aiutava a comprendere la necessità del voto e il diritto di ognuno di noi ad andare a votare e la possibilità di esprimere, no, i desideri. Quindi vedo che adesso non c'è più questo interesse e questo mi dispiace perché credo sia un diritto ma sia anche un dovere. Mio papà organizzava delle sedute di famiglia per stabilire, fino a quando non ho cominciato a votare anch'io un po', come dire, distrutto tutto ciò, però c'era un altro coinvolgimento. E guardi, mi diceva mio padre, mi viene anche adesso così, mi viene un po' da ridere, però mi ricordo che andava a votare per primo la mattina, no? E io magari gli dicevo, papà andiamo un po' più tardi, no, che se vado a finire in ospedale e stamattina non riesco poi a votare. Quindi
quanto forte sentiva lui il suo dovere e il diritto di andare a votare. C'è un'altra, pensi, io la racconto ogni volta perché mi piace raccontarlo, chiedo scusa anche al telespettatore. C'è il figlio di una mia amica che studiava a Torino e c'era un voto per un referendum, mi sembra il referendum sull'acqua, referendum che si immaginava non avrebbe avuto il quorum. Questo ragazzo ha preso il treno la mattina da Torino, è venuto a Trieste, ha votato e la sera stessa è rientrato a Torino. Io credo che questo ragazzo che si chiama Giacomo ormai ne ha di anni, ma comunque è un eroe civico, perché così si fa. Sentiamo chi è in linea. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Dunque, questa è Europa. Allora, se quella che ne dici la grandezza delle vongole, la lunghezza dei cetrioli, la colatura delle banane, quando pescare, quando fare la pausa, cosa coltivare. Sugli immigrati poi, se non so, Orban, se corrente, gli dici non li voglio e basta, invece che Francia, Germania, Olanda e tutti gli altri paesi invece grandi amici del centro-sinistra e dici sì, aiutiamo l'Italia dove invece non si prende neanche uno. E in questi anni che governa l'Europa solo il centro-sinistra e abbiamo visto questi risultati, crisi, trattori, eccetera, eccetera. Vi dico solo una cosa, andiamo a votare, proviamo l'ultima possibilità, provare il centro-destra. Però mi scusi signora, dico più destra perché purtroppo Forza Italia è troppo centro per i popolari dove che appunto si dentro centro-sinistra e tutta quella gente che ha fatto tutto questo disastro in Europa. Grazie, buongiorno. Allora, prego. Sì. Ma credo che se tutto il nostro paese, se tutte le forze politiche del nostro paese potessero convergere in un'unica soluzione, avremmo forse anche più forza rispetto a queste decisioni. Allora, Forza Italia è centro, ma Forza Italia non può parlare solo ed esclusivamente all'istinto o alla pancia, ci sono dei ragionamenti da fare. Allora giustamente lei ha fatto un'osservazione che condivido, ma se i pescatori hanno su 365 giorni solo 170 giorni di possibilità di pesca, è chiaro che se non c'è una forza europea in grado di contrastare questo, o se non c'è una forza europea che permette che non ci siano decisioni importanti obbligatoriamente prese in modo unanime, è evidente che la frammentazione non porta da nessuna parte. Ma credo che c'è tanta politica, tanti tipi di politica e tanti argomenti che possono venire trattati, no? Però devono essere trattati con intelligenza. Allora io comprendo la protesta perché sì, è legittima, è giusta, ma la protesta senza poi un'alternativa di soluzione da mettere sul tavolo resta lettera morta. Allora credo che per il bene del Paese bisognerebbe concentrarsi tutti in un unico punto di raccolta e provare a modificare queste cose. Se restiamo sparpagliati non so quanto questo possa essere utile ai fini di portare una soluzione. Perché sì, prendo il microfono, parlo, urlo, starnazzo e qua non mi piace, non va bene, questo ma così non può essere, cioè non portiamo a casa niente. E allora anche l'appello che ha fatto il segretario del mio partito, credo ieri, oggi non ricordo, dice cerchiamo di trovare un punto di sintesi tutti insieme per essere così forti da tutelare il nostro paese. Dovremmo essere in grado una volta ogni tanto di avere la responsabilità di non guardare poi esclusivamente al proprio interesse, ma di guardare l'interesse collettivo, questo credo. Secondo lei il voto europeo potrà avere poi delle ricadute sulla coalizione di centrodestra, cioè a seconda. Il voto europeo, sempre ne discutevamo anche prima con Saravito, nel nostro paese è sempre stato considerato come le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, non una sorta di gradimento del governo, eccetera. Proprio perché c'è questa, chiamiamola disparità, perché è più conveniente come termine, fra le posizioni appunto di Forza Italia, della Lega e per certi aspetti anche di Fratelli d'Italia. Secondo lei dopo ci saranno delle, se non conseguenze, ci sarà una sorta di redderazione o non lo crede fondamentalmente? No, guardi, io non credo che possa accadere niente di particolare.
Però vorrei anche un po' sfatare quel modo di pensare, come talvolta leggo, che non mi appartiene, non mi corrisponde. Noi siamo una coalizione, io sono figlia politicamente di un uomo che il centrodestra lo ha inventato, e credo che tutti debbano rendersi conto che se non ci fosse stato Silvio Berlusconi a inventare il centrodestra e a tenere questo centrodestra unito, probabilmente, con tutto il rispetto, anche il nostro Premier non sarebbe seduto dove è seduto ora. Allora credo che il fatto di dire vado meglio della Lega, vado peggio della Lega, questo è qualcosa che non fa bene alla coalizione. A noi interessa poter portare al governo un governo di centrodestra e di poter operare con delle linee di politica che ai nostri valori, al nostro modo di pensare corrispondano. Quindi io mi auguro che Forza Italia faccia un buon risultato, che magari vada a prendere, a recuperare quelle persone che forse da tempo magari avevano un po' di disaffezione alla politica o non credevano più alla politica, quindi noi ci rivolgiamo anche, oltre che ai moderati, anche a coloro i quali magari da tanto tempo non votavano e forse hanno trovato in Forza Italia quell'elemento un po' di equilibrio all'interno della coalizione. Ma per me non è dirimente chi fa meglio, chi fa peggio, cioè l'importante è tenere la maggioranza unita, coesa, con le differenze del caso, perché naturalmente per fortuna non siamo tutti uguali, ognuno di noi ha un modo di approcciarsi alle cose che è diverso, però credo che fino ad ora la sintesi poi è sempre stata trovata e quindi credo che insomma, i fatti ci danno ragione nella tenuta di un governo di centrodestra. Quindi per quanto mi riguarda, poi naturalmente sì, io sono un soldato e eseguo ciò che mi dice il mio partito, però non credo che, ecco, però è importante che il centrodestra vada bene, che noi quindi in maniera compatta continuiamo nel governare il nostro Paese. Andiamo in pubblicità, poi staremo ancora insieme con Sandra Savino fino a pochi minuti prima delle 10. Allora, giusto un attimo la vignetta, una durissima, devo dire la verità, vignetta di Englaro. Allora, in piazza Garibaldi sta diventando ricco quel che fa coppie de Ciavi e si è messo a far coppie de Cortei. Questa è tremenda per dire la verità, però insomma la facciamo vedere, insomma. Allora, torniamo a questioni europee, no? Lei lo ha accennato prima. Anche lì forse è un problema pure di comunicazione, ma in quel caso sarebbe un problema di comunicazione a monte. Però un'Europa che dice anche dovete convertire tutte le vostre automobili in green entro un certo anno, dovete convertire le vostre case in green entro un tot anno, eccetera, eccetera. Quantomeno bisognerebbe filtrare queste cose, no? Perché altrimenti diventano improvvide. Certo. Infatti il tema è la casa. Allora, la transizione ecologica è qualcosa che sta all'inizio anche dei nostri programmi, nella nostra agenda politica e le dirò che come Forza Italia, proprio partendo dal Comune di Trieste, abbiamo attivato, adesso il collega Babuder sta proseguendo, abbiamo attivato la prima comunità energetica, cioè stiamo lavorando da un punto di vista veramente della transizione ecologica, perché non possiamo dire che l'ambiente sia un argomento che guarda a destra o guarda a sinistra, è un tema che va coltivato, sviluppato e sponsorizzato. Quindi siamo tutti d'accordo, però è chiaro che se c'è la furia ideologica che da domani mattina dobbiamo andare a cambiare le macchine, comprare le macchine elettriche o fare le case green, giustamente il mio ministro sul giornale dice sì, e chi le paga? Cioè, non è un argomento irrilevante. Allora, volete le case green, però sì, dovete darci i finanziamenti europei per fare le case green, perché non possiamo pensare che, come dire, le case green, se uno non è in grado di mettere a regime, arriva il primo, dice questa casa non vale niente, me la porta via, perché non è così che funziona. Le macchine elettriche, le batterie, chi le produce? Le producono in Cina, saremo presi per il collo dalla produzione delle batterie cinesi. Allora,
credo che anche qua le cose vanno fatte con intelligenza, no? Perché non possiamo andare sull'onda veramente della furia ideologica quando sappiamo che dobbiamo fare le cose per bene, ma a step, trovando le risorse, dando i tempi adeguati, cercando di porre quei provvedimenti che siano fattibili, che siano, come dire, poi messi a terra e il cittadino possa iniziare a pensare di lavorarci su, perché se no in 5 minuti è impensabile. E per questo anche Forza Italia sulle case green si è esposta e ha votato in maniera convinta contro questa roba qua, perché non è pensabile. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Pronto? Sì, pronto? Prego. Ecco, buongiorno, sono Alberto. Volevo un chiarimento dalla vostra carissima ospite. Ora siamo governati dal centrodestra, una coalizione. Una volta che vince questa coalizione e va in Europa, dove si pongono la Meloni, Salvini e Forza Italia? Ma guardi, Forza Italia senza fuori discussione nel Partito Popolare Europeo, ma questo è sempre stato, quindi noi non abbiamo dubbi su dove dobbiamo essere collocati. Noi andiamo all'interno, abbiamo tra l'altro nel nostro simbolo c'è scritto Partito Popolare Europeo, noi facciamo parte a tutti gli effetti del Partito Popolare Europeo. Dove si metteranno la Meloni e Salvini, questo io non glielo so dire. Mi auguro che comprendano, come ho detto poco fa, la necessità di fare massa critica a tutela e a difesa del nostro Paese. Questo posso augurarmi. Poi naturalmente le scelte dei leader di partito sono autonome, quindi decideranno loro come porsi e dove collocarsi. Non capisco se c'è già un'altra telefonata o se no, si riferiva alla telefonata di prima. Allora, aspetti perché ho perso. Allora, spero che in Europa si riesca, soprattutto, scrive questa nostra telespettatrice, a far capire che chi delinque in qualsiasi modo va punito con durezza e con l'espulsione. Nei loro paesi queste persone sono abituate ad essere represse duramente, per cui interpretano il nostro buonismo come possibilità di mangiarci e di fare ciò che vogliono. Sì, questo è un tema ormai che corre ogni giorno dappertutto, sulla stampa, sul pensiero comune, dappertutto. Mi rendo conto che è un problema ed è chiaro che l'Europa di questo problema se ne deve occupare in maniera puntuale, soprattutto non scaricando sull'Italia tutta la pesantezza di queste situazioni. Questo è un tema che sicuramente è nell'agenda di tutti. Bisogna capire esattamente come muoversi, come agire e come portare soluzione a questo problema, però io concordo, cioè così è chiaro che non si può andare avanti, bisogna naturalmente fare dei distinguo tra quelli che, come dire, vengono in questo paese a delinquere, a comportarsi in maniera scorretta e devono essere fortemente puniti, e poi ci sono quelli che vengono con le famiglie, che lavorano e che si integrano in qualche modo nelle nostre comunità. Quindi ci sono due temi un po' diversi e due approcci che devono essere completamente diversi. Allora, abbiamo ancora ce ne sono parecchie, per dire la verità. Questa, sempre per quanto riguarda votare sì, votare no, la signora Maria Grazia dice una cosa anche abbastanza fondamentale, dice: chi non vota perde un diritto fondamentale, quello di lamentarsi se qualcosa non gli piace. Abbastanza... Guardi, ha colto perfettamente, perché ogni tanto da amministratore mi viene allora la protesta, come dire, anche la signora prima ha sollevato il problema del piccolo autobus che porta al cimitero, sì. No? Ed è una sollecitazione che alla politica fa comodo, perché dico, forse là non ho visto, aspetta che vado a mettere a posto, a sistemare, quindi le sollecitazioni, quelle fatte educatamente e di senso, vanno accolte, ma poi ci sono quelli che protestano costantemente, quelli a cui niente va bene, quelli che tutto il giorno danno contro. Allora dico, ma tu hai votato? Perché se hai votato hai diritto di contestare, di discutere, di chiamarmi, di chiedere, di pretendere. Ma se tu non hai votato dovresti stare solo che zitto. Cioè, non è corretto, perché allora se tu non hai votato, se hai da fare una critica o una richiesta, ti rivolgi magari al parroco, ma non a me, perché non hai espresso la tua volontà, quindi non vedo per quale motivo devi protestare
senza avere il titolo. Siamo alla prossima telefonata. Pronto? Non sono io? Pronto? Sì, prego. Volevo chiedere una cosa pratica. Nelle altre elezioni per tutti i muri della città erano prese le liste dei candidati e qui non si sa chi sono i candidati. Adesso spero che almeno nel SECE ci siano, ma una volta c'erano per tutti i punti della città esposti. Questa è una cosa pratica, ecco, insomma. Le altre cose, la questione del non voto, io ho sempre votato e ritengo anche un dovere. Bravo. E mi sembra che quando ho 85 anni adesso, le prime volte che ho votato, almeno per le politiche, era la segnalazione sulla fedina penale. Sì. Ma adesso sembra che questo non sia più. No. Quindi questo purtroppo bisognerebbe ripristinare questo almeno, perché la gente, per far capire alla gente che è un dovere votare, oltre che un diritto. Questo, la gente più non ha più il senso del dovere, questa è una cosa. Tutti hanno solo diritti. Va bene, ringrazio. Grazie al telespettatore. È probabile, adesso vado un po' a spanne, non mi meraviglierei se domani il Piccolo pubblicasse nelle pagine interne una sorta di supplemento con tutti i candidati, credo, perché... Sì, naturalmente ai seggi ci sono sicuramente... Non so perché non sono esposti, diciamo, sui tabelloni, sulle plance, quelle... Sì. Io le ho viste in qualche altra parte, ma non ho... Ma è cambiato, adesso non vorrei ripercorrere memory lane, come si dice, però se pensiamo a che cosa significa, a tutto quello che succedeva intorno ad un voto fino a 20-30 anni fa era completamente diverso. Cioè vede una persona di 85 anni che comunque si preoccupa, sì, c'è la bisnonna dei miei nipoti che a 101 ancora desidera andare a votare e non è facile muoversi, no, per persone di una certa età, però credo che la conquista del voto sia stata qualcosa di straordinario e queste persone di una certa età lo esercitano fieramente e questo secondo me è straordinario. Io ricordo, ne abbiamo parlato anche prima, una cosa che ci racconta anche proprio il film della Cortellesi, no? Cioè quanto sia importante, quanto anche il voto in alcuni casi addirittura ti difende. Guardi, io ho visto il film della Cortellesi che non è che proprio sia nelle mie corde, però devo dire che è un film molto bello e alla fine il finale sembra vada in un senso invece va in un altro e quindi la realtà di quel periodo era proprio come lei lo descrive e il voto alle donne è stato qualcosa che ha portato grande sofferenza e grandi battaglie. Siamo alla prossima telefonata, buongiorno. Dottor Bosatti, a lei è buongiorno la signora, buongiorno. Volevo dire alla sua ospite, come facciamo a riconoscere gli immigrati, quelli che non hanno pene da scontare nel loro paese, se non siamo sicuri neanche del loro nome e della loro età, visto che i passaporti sono quasi tutti ammucchiati nei boschi della Slovenia? Lei ha detto che quelli che hanno commesso qualcosa devono avere una pena certa. Se non sappiamo neanche chi sono, ti danno il nome che vogliono, l'età che vogliono, su questo bisogna trattare, diciamo, perché la misurazione del polso riguardo alle ossa di 1 o 2 anni non si riconosce affatto. E quanto paghiamo per i minori? Se mi può dare una risposta un po' più precisa e le auguro veramente di avere un buon risultato dei voti, visto che io veramente ero una persona appassionata di Silvio. Buona giornata. Okay. Grazie. Sì, la signora solleva un problema che non è una roba da poco. Io francamente rispetto a questo o c'è una capacità veramente di far sintesi all'interno di tutta Europa o io non saprei proprio come risolverla evidentemente, e ha ragione quando dice che sono nati tutti il 1° gennaio credo anche che ci sia
sì, l'impossibilità poi di risalire in realtà alle date di nascita, proprio, e ciò avviene anche attraverso proprio le radiografie, che poi penso non si facciano neanche più perché diventa una roba spaventosa, però è un problema che va risolto. Ma io so per esempio che proprio il segretario di Forza Italia aveva fatto un ragionamento e col piano Mattei in Africa era stato posto all'attenzione anche del governo la possibilità di andare proprio per evitare il flusso di immigrati, di andare a formare queste persone nel luogo di nascita. E questo è un punto, credo, qualificante di questa iniziativa di Forza Italia, dove c'è la necessità di andare là, formarli, dar loro un lavoro e cercare di trattenerli là. Le cifre sono cifre sicuramente spaventose. Credo che di oggi, penso di ieri, che è stata aumentata anche la dotazione di polizia per quanto riguarda il pattugliamento dei confini. Questo è quanto, però ci deve essere la possibilità di un'Europa che si occupi di questo problema, perché fino adesso mi pare che non se ne è occupata ben poco. Abbiamo ancora una telefonata, buongiorno. Sono quasi Gianni che parla. Buongiorno a lei, dottor Bosazzi, e alla signora Savino. Buongiorno. Siccome avevo un'età piuttosto avanzata, mi ricordo abbastanza di tutto e mi ricordo che cos'è state le prime votazioni qua a Trieste nel 48, che non era ancora legata all'Italia, era dei manifesti delle comunità civica, qualcosa del genere, che diceva: chi non vota è zucca vuota. Questo era il manifesto, che ancora lo vedo come che c'è scritto, come che gli era. Riguardo alle votazioni, io ho 90 anni sto anno e sono da sempre a votare. Anche quando ero a Milano, da Milano venivo di notte, il viaggio di notte con la fermata solita di Mestre, arrivavo a Trieste, andavo a votare, ciappavo e tornavo a Milano. Questo per dire che c'è stato tante lotte per avere questo benedetto voto, e adesso buttarli in scovazzone mi sembra che non sia proprio bello. Ognuno vota per quel che vuole, per l'amor del cielo, però bisogna essere anche, avere la coscienza, come che si sta detto in questo momento: se uno non vota, se meno che anche non parli, che brontoli. Mi posso brontolare perché ho tante robe da dire e parlo di solito le mie monade, ma su Trieste, che a pochi che interessa e pochi conoscono la cultura di Trieste. Purtroppo, dico purtroppo, però mi vado avanti, sono l'unico che qua manifesta la sua identità, perché parlo in Trieste. Ti dici, ma te sono stupidi perché non te sai l'italiano. Non si vede niente, perché io tanto letto e l'italiano lo conosco, ma di proposito parlo in Trieste. Okay. Come che faceva quel che faceva le maglie, era l'unico che parlava in Trieste. Bussoni, quel che faceva quelle belle maglie. Era qua di Trieste. Ok, grazie Gino, è sempre molto, Gianni chiedo scusa, è sempre molto piacevole. So che deve andare via un pochettino prima, sì. Se vuole magari commentare giusto un attimo sempre l'idea appunto di andare a votare, ecco, insomma, è fondamentale. È fondamentale andare a votare, perché bisogna prendere consapevolezza della valenza delle azioni che vengono messe in atto in Europa. Dobbiamo in qualche modo essere protagonisti, di questa Europa, non dobbiamo subire imposizioni che riteniamo magari ingiuste. Abbiamo uno spirito sicuramente equilibrato, sicuramente di buonsenso, e cerchiamo di portare tutta la nostra esperienza, in modo particolare quella di Antonio Tajani, che insomma in Europa ha grande considerazione,
portiamo l'esperienza anche di una classe dirigente che si è occupata a tutti i livelli istituzionali di temi importanti, quindi credo che non voglio nemmeno parlare di voto utile, però voglio parlare di voto, voglio parlare del voto, voglio parlare della necessità di andare a votare. E quindi si vota differentemente da altre volte. Questo era curioso vedere anche. Esatto, perché è giusto che magari fare un po' di informazione, si vota il sabato e la domenica e quindi è importante recarsi al seggio. Gli uffici comunali danno la possibilità a chi l'avesse smarrita lo fanno in pochissimo tempo. In pochissimi minuti fanno le schede elettorali se qualcuno l'ha persa o l'ha utilizzata tutta. È necessario anche questa volta ricordarsi che c'è la necessità si possono esprimere fino a 3 preferenze, ma all'interno di queste 3 preferenze ci deve essere la rappresentanza di un uomo e di una donna, assolutamente, altrimenti se non c'è la rappresentanza di genere l'ultimo voto viene tolto, quindi è importante sapere che bisogna mettere un uomo e una donna. 2 uomini, una donna o 2 donne e un uomo, ma ci deve essere la rappresentanza di genere, non è obbligatorio esprimere 3 preferenze, si può esprimere anche solo una preferenza, ma qualora si decidesse di darne 2 ci deve essere l'alternanza di genere, un uomo e una donna. Grazie Sandra Grazie Savino, a voi, candidata al Parlamento Europeo per Forza Italia, per essere stata con noi, buon lavoro. Grazie. Adesso vi riproponiamo un servizio che fra l'altro è andato in onda, diciamo così, abbiamo trasmesso anche in diretta se vogliamo durante Sveglia Trieste ieri e riguarda il problema dei parcheggi al cimitero di Sant'Anna, perché in occasione del concerto di Ultimo e con tutta probabilità adesso anche per quello di Max Pezzali domenica, molti hanno parcheggiato davanti al cimitero e questo ha insomma, impedito che le persone che hanno bisogno di quel parcheggio per andare a trovare i propri cari in cimitero non trovassero posto. Può partire il servizio. Sosta selvaggia nel piazzale del cimitero di Sant'Anna, dove vige l'obbligo della permanenza massima di 2 ore con disco orario. L'allarme arriva dalle fioraie che gestiscono i chioschi all'esterno della struttura, che sottolineano come il problema, che viene vissuto in realtà quotidianamente, si sia tradotto in vera e propria emergenza in occasione del concerto di Ultimo domenica scorsa. Già dalla mattina presto, verso le 8, i vigili dicevano alle persone di parcheggiare qua davanti al parcheggio, però non pensando che qua il parcheggio per il cimitero è per i defunti, quindi le persone venivano qua arrabbiati o chi andava via o addirittura mettevano in mezzo alla strada e andavano dentro. Quindi io personalmente mandavo via le persone tutta la mattina, ma questo è un problema anche per noi. Cioè meno guadagno. Dunque la speranza delle professioniste è la risposta della polizia locale per una gestione diversa in vista di domenica 9 giugno quando a Rocco si esibirà Max Pezzali. E noi chiediamo che almeno fino all'ora fino alle 20 della chiusura del cimitero non li mandano qua a parcheggiare, perché questo parcheggio è proprio per il cimitero. In realtà però la situazione di utilizzo improprio del parcheggio da parte di persone che vi lasciano la macchina per l'intera giornata senza recarsi nemmeno al cimitero è pressoché quotidiana, tanto che, mentre la nostra troupe registra l'intervista, una delle fioraie fa abbandonare l'area a 2 mezzi di ditte edili che stavano per parcheggiare in loco con l'obiettivo di lasciare i camion impropriamente sul posto sino a sera. Non è possibile andare avanti così, ogni giorno la lotta per i parcheggi, ogni giorno vengono, parcheggiano e tornano all'1, alle 2 o direttamente alle 6, alle 7 e noi là a dire un parcheggio per cimiteriale, neanche per niente, proprio zero assoluto. Allora entriamo in studio, dovrebbe esserci una telefonata in linea. Non c'è l'ospite, ma insomma, visto che la persona ha chiamato, sentiamo e poi vediamo. Buongiorno. Pronto? Ecco, visto che non c'è l'ospite, giustamente ha detto cosa sto a parlare con questo. Adesso allora ci avviamo verso la conclusione. Torniamo alla lettura dei quotidiani. Eravamo rimasti, il Piccolo l'avevamo letto quasi tutto, il Corriere della Sera eravamo arrivati quasi alla fine con questa intervista con Michelangelo Pistoletto, poi
ecco, figuriamoci, però stavolta sono più astuto del solito e quindi là. Allora, il principe e il monello, De Gregori e Zalone, la strana coppia... Ma c'è una telefonata? Ah, forse c'è no, non c'è. Allora, De Gregori e Zalone, la strana coppia in concerto, il comico è come la russa che pomicia con Schlein, il cantautore, entrambi eccezionali, sia l'uno che l'altra. E a Milano poi De Gregori si è esibito per un pubblico più ristretto di 200 persone. Sempre la pagina dello spettacolo del Corriere della Sera intervista Luce Cardinale, che è la nipote di Claudia Cardinale, la figlia del fratello della Cardinale. Andiamo alla pagina dello sport, La terra promessa, bel titolo. Tennis, la rivalità destinata a segnare i prossimi 10 anni, dall'altra parte Zverev contro Ruud, Sinner sfida Alcaraz nella finale anticipata del Roland Garros, i biglietti non hanno prezzo, Carlos è sempre sembrato il più grande ma spesso ha troppa fretta, la chiave la palla corta. La nuova luce di Timberi accende lo show azzurro, Jacobs non si pone limiti, si parte con gli europei di atletica, poi è logico che poi tutto quanto quest'anno punti alle Olimpiadi. Ci sono state le convocazioni per Euro 2020, visto che abbiamo tempo possiamo leggere proprio la lista dei convocati. Portieri: Donnarumma, Meret, Vicario. Difensori: Bastoni, Di Marco, Darmian, Bellanova, Bongiorno, Calafiori, Cambiaso, Gatti, Di Lorenzo, Mancini. Centrocampisti: Barella, Frattesi, Cristante, Pellegrini, Fagioli, Folorunscio, Jorginho. Attaccanti: Chiesa, El Saravi, Raspadori, Rettegui, Scamacca e Zaccagni. Questi sono... Retegui, ah ok, perfetto, grazie. Questi sono i convocati. Il piccolo l'avevamo già letto fino in fondo, c'è ancora però qualche pagina della... dunque, Chiesa, duello Roma-Napoli, la gente del bianconero incontra i due club, Lukaku a Conte, sei il migliore, Octri avanti sul rinnovo di Inzaghi, il Milan spinge per Zirkzee, pronti a pagare la clausola, e Nesta sarà il nuovo allenatore del Monza. Chiudiamo con la nota di Aldo Grasso sull'Isola dei Famosi: il reality è morto perché tutto è diventato reality. Chiudiamo anche questa puntata di Sveglia Trieste, grazie alle nostre ospiti, grazie ai telespettatori che hanno telefonato e che hanno scritto. Vi ricordo che oggi alle 18 c'è Trieste in diretta, poi Trieste d'Arte, alle 19:30 il telegiornale logicamente anche alle 13:20 e poi c'è l'appuntamento con Ring. Grazie, buon proseguimento di giornata, ci vediamo più tardi.